Telespettatori di Tele4, buongiorno e benvenuti ad un altro appuntamento con Sveglia Trieste. Come sempre staremo insieme fino alle 10. Leggeremo il Corriere della Sera e il Piccolo, rivedremo alcuni dei servizi che sono andati in onda nel telegiornale di nel telegiornale di ieri. Gli ospiti accanto a me saranno Giulia Massolino di Adesso Trieste, consigliere regionale del Patto per l'Autonomia, e Caterina De Gavardo, che è assessore comunale alla sicurezza. Saremo anche collegati con Bernardo Gulotta in giro per la città e aspettiamo come sempre le vostre telefonate che possono arrivare allo 040 977 8910 e le vostre mail da indirizzare a svegliatrieste@tele4.it. Del resto sono numeri e indirizzi che sapete. Prima di cominciare vediamo però la pagina meteo, partendo dalla situazione generale. Un promontorio anticiclonico di origine subtropicale continuerà ad interessare nei prossimi giorni gran parte dell'Europa e favorirà l'afflusso in quota di correnti da nord-ovest che oggi saranno a tratti un po' più umide, da sabato, quindi a domani, invece più secche. Allora per oggi cielo in genere poco nuvoloso, ad alta quota oltre i 2000 metri, soffierà vento moderato da nord-ovest. Sulla bassa pianura delle ore notturne saranno possibili foschie, specie nel Pordenonese. Zero termico in rialzo fino a 2400 metri circa, con inversioni nei bassi strati. Per domani su tutta la regione in prevalenza sereno, sui monti ad alta quota oltre i 2000 metri circa, probabilmente soffierà vento moderato da nord-ovest. Sulla costa sarà possibile al mattino e in serata un po' di borino. Andiamo anche su domenica, tempo stabile con cielo in prevalenza sereno, sarà possibile la formazione di foschie o nebbie notturne sulla bassa pianura, zero termico in risalita fino a 2700 metri circa in serata, con inversione nei bassi strati. Andiamo alla lettura della prima pagina per intanto del Piccolo, vedete sotto il titolo la triste anniversario della scomparsa di Giulio Regeni, la sorella Irene, una vita rubata. L'appuntamento del venerdì con Pieraldo Rovatti si intitola Se tutti andassimo a 30 all'ora. Poi ancora, come vedete di spalla in cronaca, Cabino via le carte che stoppano il piano, il via libera non c'è, oggi c'è anche una conferenza stampa del comitato che è contrario al progetto. Don Vatta sull'incendio in cui ha perso la vita un triestino 2 giorni fa, marginalità silenziosa che vive di poco o niente. Ancora un rimando alla cerimonia in Risiera di domenica. Che cosa resta del video di Berlusconi, scrive Massimiliano Panarari, e quindi il titolo di apertura: svolta Ryanair su Ronchi, in arrivo 5 nuovi voli, da Parigi a Berlino tante novità, subito 30 nuovi posti di lavoro, 600 in futuro con l'indotto, di questo ci occuperemo più avanti. Andiamo alla prima pagina del Corriere della Sera. Sotto il titolo Lo sport, tra 100 giorni il Giro e l'Italia si tinge di rosa. Leclerc prolunga con la Ferrari, è stato siglato un nuovo contratto. Il titolo di apertura riguarda i cortei anti-Israele, che qualcuno era previsto probabilmente anche per domani o per domenica, quindi niente cortei anti-Israele domani è il giorno della memoria, le celebrazioni però per rispettare il sabato ebraico si terranno la domenica, le commemorazioni, chiedo scusa. Allora, per 12 manifestazioni previste, il Viminale ha deciso il rinvio alla comunità ebraica, un errore contestare durante il giorno della memoria. Si potrebbe fare anche un cambio di vocale, sarebbe anche un orrore contestare durante il giorno della memoria, ma vabbè, questo è altra cosa. C'è l'appello, le buone ragioni per fermare l'attacco a Gaza. Andiamo avanti. C'è un'intervista con Bruno Bozzetto
che ha 85 anni, l'autore del Signor Rossi, e poi c'è Il caffè di Massimo Gramellini, che ha un titolo bellissimo, adesso lo leggiamo insieme perché insomma è sempre piacevole cominciare la giornata con queste letture. Se bacchettano Venezi. Allora, leggiamo. Dopo averla avuta sul podio, alcuni orchestrali di Palermo hanno pubblicamente affermato che Beatrice Venezi è incapace di dirigere. Non che il suo stile è discutibile, ma proprio che muove la bacchetta a caso o giù di lì. Non ho la competenza, scrive Gramellini, per assecondarli e nemmeno per smentirli. Prendo solo atto che i loro giudizi non hanno provocato una levata di scudi in sua difesa, come invece sarebbe accaduto se ad essere attaccata sul piano della professionalità, addirittura della legittimità a occupare un ruolo di comando, fosse stata una qualunque altra donna non schierata politicamente da una certa parte, cioè a destra. Tutti magari sbagliando, avrebbero interpretato le parole degli orchestrali come un inaccettabile attacco sessista a una musicista che ha il grave difetto di essere femmina, per di più giovane e fotogenica, e sarebbero fioccati i riferimenti gonfi di sdegno alla discriminazione di cui continuano a essere vittime le donne ogni qualvolta cercano di affermarsi in ambiti lavorativi prevalentemente maschili. Ripeto, ancora Gramellini, non sono in grado di escludere che gli orchestrali abbiano ragione e che sul podio Venezi non sappia quando scatenare i violini e far tacere i tromboni o viceversa. A sorprendermi non è il giudizio musicale di chi la critica, ma il pregiudizio ideologico di chi non la difende, ancora talmente radicato nell'Italia del 2024 da prevalere su tutto, persino sulla solidarietà di genere. Vediamo ancora una cosa però sulla pagina online del Corriere della Sera. Sta seguendo la partita tra Sinner e Djokovic agli Open di Australia. Sinner era dunque in vantaggio nei primi 2 set, pari nel terzo, adesso è in vantaggio Djokovic. Allora, andiamo alle pagine interne a questo punto del Piccolo. Credo che sì, nella seconda e nella terza pagina il Piccolo si occupa della Ryanair. Era già stato annunciato che Trieste sarebbe divenuta base per Ryanair, ce ne sono altre 17 nel nostro paese, ma con questa diventano 18. Da marzo voli su Parigi, Berlino, Cracovia, Siviglia e Brindisi, fino a 600 posti con l'indotto. Lo scalo diventa base della compagnia, qui dunque si fermeranno aerei ed equipaggi, e c'è poi un'intervista con il CEO della compagnia Wilson che dice: la scelta di cancellare l'addizionale municipale porterà più passeggeri e ricchezza al territorio. Allora, vediamo il servizio che abbiamo realizzato ieri. Ieri poi c'è stata, diciamo così, una conferenza stampa che ha in qualche modo ufficializzato, mettiamola così, questo accordo, queste novità. Vediamola allora. L'offerta Ryanair da Trieste Airport si arricchisce di 5 nuove destinazioni: Berlino, Brindisi, Cracovia, Parigi e Siviglia. Una sesta si aggiungerà a breve e verrà comunicata nel corso di una conferenza stampa ad hoc. Tutte le altre 11 destinazioni raggiunte da Ryanair, fra l'altro, vedranno crescere o confermare le frequenze settimanali, eccetto Napoli. La compagnia low cost rafforza il proprio legame con Trieste, che diventa la 18ª base operativa sul territorio nazionale. L'operazione è stata resa possibile anche dall'eliminazione della tassa municipale degli aeroporti, pari a 6,50 euro per passeggero, decisa dalla Regione prima in Italia. Per un vettore incide moltissimo, soprattutto su quelli vettori come Ryanair che sul prezzo ne fanno la competitività. Ryanair, devo dire, è uno di quei vettori, sono contento di questa partnership, che semplicemente non trasporta le persone, ma induce le persone dove andare.
E stamani in regione l'incontro con la stampa per celebrare un'unione iniziata nel 2001 e che non mostra scalfitture. Anzi, come ha spiegato Eddie Wilson, CEO di Ryanair, i rapporti sono destinati ad un ulteriore miglioramento. Quando si ha una base in un aeroporto significa che gli aerei vi partono e vi ritornano nello stesso giorno. Significa avere più rotte nei periodi intermedi fra alta e bassa stagione, ma significa anche rafforzarci più stabilmente a Trieste rispetto a quanto accadeva fino ad oggi. La decisione della compagnia irlandese si ripercuoterà in maniera indiretta ma pesante sul mercato del lavoro. In seguito ad essa il solo Trieste Airport assumerà dalle 25 a 30 persone, ma si calcola in circa 600 unità il numero di posti nuovi che verranno a crearsi. Lo scalo, secondo l'amministratore delegato Marco Consalvo, si prepara a superare la soglia psicologica del milione di passeggeri in un anno. Se ne prevedono 1.300.000 nel 2024, 700.000 dei quali grazie a Ryanair, ma in tal senso l'ambizione è decisamente più grande, così come la voglia di riportare a casa una destinazione perduta. La prossima soglia psicologica sono 2 milioni. Non così, ci teniamo questa sfida in testa e fra 3-4 anni quella soglia secondo me è raggiungibile. Ci sono degli hub europei che dobbiamo completare, tra cui il Monaco che ci è rimasta un po' perché ne faceva 3 al giorno un Monaco, per questioni che Lufthansa si è ripresa dopo il Covid con dei tempi un po' lunghi. Allora, proseguiamo con la lettura del Piccolo che subito dopo, nelle pagine interne, affronta la politica nazionale. Ok all'Election Day, 8 e 9 giugno al voto, intesa in Basilicata tra Meloni e Tajani. Fratelli d'Italia e Forza Italia concordi su bar di candidato, resta il nodo europeo, deciso il terzo mandato per i sindaci fino a 15.000 abitanti. Allora, mentre la Meloni ancora non scioglie la riserva sulla propria candidatura a Bruxelles, il Piccolo fa il punto sugli appuntamenti elettorali. L'Election Day è l'8 e il 9 giugno, quindi si vota per le elezioni europee, per le amministrative e in alcuni casi anche per le regionali. 17 milioni votanti per le amministrative nel nostro paese, quindi per le comunali, 3.701 i comuni, di cui 27 capoluoghi di provincia, 6 anche di regione, tra i quali sono Firenze, Perugia, Campobasso, Bari, Potenza e Cagliari. Le elezioni regionali si terranno l'8 e il 9 giugno per quanto riguarda il Piemonte e prima ancora il 25 febbraio in Sardegna, il 10 marzo in Abruzzo, probabilmente in Basilicata il 14 di aprile e in Umbria in autunno. La cosa che potrebbe essere, come dire, nuova è il fatto che per le regionali si voti il sabato e la domenica. È un dato, ripeto, non mi ricordo, se devo essere sincero, se nelle ultime tornate delle elezioni europee si votasse anche il sabato o solo la domenica. È un dato comunque abbastanza curioso. Sarà curioso vedere appunto come questo si ripercuoterà sull'afflusso alle urne. Il Piccolo poi si chiede cosa resta del video di Berlusconi, perché il 26 gennaio del 1994 fu la data in cui, attraverso il famoso messaggio, Berlusconi annunciò la discesa in campo alla guida di un nuovo centrodestra. Da Grillo a Renzi, dopo, in tanti si sono rivolti direttamente agli elettori, ma senza la sua carica di ottimismo. Il commento è di Massimiliano Panarari. La videocassetta beta di 9 minuti e mezzo, nulla è stato più come prima. Andiamo invece al Corriere della Sera, vediamo come prosegue l'impaginazione del giornale. Dunque, giorno della memoria, rinviare i cortei pro Gaza, la linea del Viminale, rischi per l'ordine pubblico, pronto il divieto per le manifestazioni di domani. La Digos interverrà con le prescrizioni davanti a un no dei promotori a posticipare i cortei.
Dal complottismo alle sentenze sui social, le verità incendiarie di Gabriele Muccino, regista con Laccetta. Qui c'è una novità, perché vediamo se vale la pena. No, non lo leggo perché sarebbe troppo lungo, bisognerebbe leggerlo tutto. Allora, nomine, il diplomatico Fascio Rock diventa ambasciatore. Il CDM di ieri, il Consiglio dei Ministri, ha deliberato la nomina al grado di ambasciatore di 10 ministri plenipotenziari, fra le nomine anche quella di Mario Andrea Vattani. Figlio di Umberto Vattani, che fu 2 volte segretario generale della Farnesina, Mario qualche anno fa ebbe un incidente politico e fu definito dalle cronache il console Fascio Rock per aver partecipato con il suo gruppo ad un concerto di Casa Pound. Potrebbe avere la sede di Tokyo. C'è anche un punto sulla protesta contro Carrai. Allora, un centinaio di medici e infermieri dell'ospedale pediatrico Meyer di Firenze ha chiesto le dimissioni di Marco Carrai, presidente della fondazione e console onorario di Israele in Toscana. Secondo i lavoratori sostiene la legittimità delle azioni di Israele e non ha mai speso una parola per i civili. Lunedì restituiranno gli ombrelli che Meyer ha regalato loro per Natale. Secondo Carrai, le proteste sono una strumentalizzazione che nasconde antisemitismo. Sconvolto da questi fomentatori di odio, mi rammarico che, a parte alcuni del centrodestra, nessuno abbia sentito la necessità di intervenire lasciandomi solo. Di solitudine, scrive ancora Carrai, si può morire. Andiamo avanti. Allora, eccolo qua, gesto di sensibilità, si parla appunto del divieto di manifestare pro Gaza il 27 di gennaio, quindi domani. Dover rivedere le bandiere bruciate proprio il 27 gennaio era troppo. C'è un'intervista con il leader degli ebrei romani, evitato l'oltraggio. Gaza come Varsavia, nei ghetti nazisti gli ebrei erano stipati di proposito per essere assassinati. Il giorno della memoria, ricordiamo, per celebrare le vittime della Shoah, si tiene il 27 gennaio, è stato istituito dall'ONU con una risoluzione del novembre del 2005. La data è scelta perché il 27 gennaio 1945 le truppe dell'Armata Rossa liberarono il campo di concentramento di Auschwitz. L'Italia in realtà ha formalmente istituito la giornata commemorativa nello stesso giorno alcuni anni prima, nel 2000. In questo caso ricorda le vittime dell'Olocausto e delle leggi razziali. Allora, c'è già una mail, leggiamola. Ok, chiedo a Tele4 di fare un sopralluogo in via di Servola dalla chiesa fino all'incrocio di via Pitacco per vedere in quali condizioni si trova il marciapiede, visto che non ci si è mai preoccupati di manutenerlo e da quando è stato costruito mi sembra che era in carica il sindaco Staffieri. Questa è l'immagine delle condizioni in cui versa questo marciapiede. Allora, intanto l'abbiamo fatto vedere, poi magari passeremo all'assessore De Gavardo la segnalazione. Allora, io direi che adesso possiamo occuparci della cronaca, la cronaca che in questi giorni è piuttosto presente nei nostri telegiornali, soprattutto la cronaca nera. Partiamo non da Trieste, dal caso che sta un po' sconvolgendo Sagrado, dove si cercano le tracce o i resti di un triestino settantenne scomparso dal 2019 dalla sua abitazione di Poggio Terza Armata nell'Isontino. Scandagliato con il georadar il terreno dietro casa e indagata l'ex compagna che, in merito alla vicenda, avrebbe fornito versioni contrastanti.
È sparito nel nulla nell'estate del 2019. Oggi ne cercano tracce o resti nel terreno dietro casa, a Poggio Terza Armata. Il 70enne triestino Vito Mezzalira, ex dipendente delle Poste, per molti anni addetto allo smistamento dell'ufficio di via Brigata Casale, era andato a vivere nella villetta 2 piani al civico 7 di via Nuova, nella località esontina, frazione di Sagrado, subito dopo la pensione, circa 7 anni fa, insieme alla compagna 60enne, anche lei triestina, che ora è indagata per occultamento di cadavere e truffa ai danni dello Stato. Per tutto il pomeriggio di ieri i carabinieri di Gradisca, insieme ai militari del 13° Reggimento Friuli Venezia Giulia di Gorizia, un'unità cinofila e la locale protezione civile, hanno scandagliato con il georadar il campo di circa 200 metri quadrati di proprietà dell'uomo scomparso, che si trova proprio dietro l'abitazione. L'area, che porta ancora i segni del lavoro di ieri, è stata posta sotto sequestro, mentre secondo quanto ci ha riferito un vicino è passato più di un mese da quando sono stati posti i sigilli alla casa, abitata fino a quel momento dall'ex compagna che, dal ricevimento dell'avviso di garanzia, è ospitata da alcuni familiari. Diplomato al nautico ed ex calciatore dilettante, Vito Mezzalira ha fatto perdere le tracce 4 anni e mezzo fa e da allora i parenti non ne hanno avuto più notizia. Il georadar può individuare resti umani sino a un massimo di 4 o 5 anni addietro, ma può verificare eventuali movimentazioni sospette del terreno. La sorella dell'uomo, che vive a Mantova e che con lui aveva rapporti sporadici, ha fatto avviare le indagini, coordinate ora dalla Procura di Gorizia, dopo che alle richieste di spiegazioni l'ex compagna aveva fornito a suo dire versioni discordanti. Una volta l'ex addetto alle poste risultava scappato in Sud America con un'altra donna, un'altra volta sarebbe stato nella morsa di Usurai, finché le comunicazioni tra le due donne non si sono interrotte. Pur essendo delegata formalmente, inoltre, la compagna di Mezzalira avrebbe ritirato la sua pensione sempre in uffici postali diversi. Tutti particolari sui quali ora la magistratura vuole fare piena luce. E sarà disposta l'autopsia per sciogliere ogni dubbio sulla morte di Jan Edoardo Penco, il 37enne morto nel rogo dell'appartamento in cui abitava nel rione di San Giacomo. Sarà comunque necessaria l'autopsia per chiarire l'esatta causa della morte del 37enne Jan Edoardo Penco, il triestino morto nell'incendio divampato ieri mattina nel suo appartamento in via Ponziarino 5 nel rione di San Giacomo. Una prassi fondamentale, stando a quanto filtra dalla Procura di Trieste, che ha aperto un fascicolo sul caso per capire se il decesso sia sopravvenuto per soffocamento o abbruciamento, escludendo attraverso l'esame di conseguenza qualsiasi altra possibilità. Un metodo questo anche per evitare eventuali dubbi rimasti aperti da parte della famiglia dell'uomo. Nessuna perplessità invece rispetto all'origine delle fiamme, quell'impianto di riscaldamento del tutto rudimentale, cioè autocostruito inserendo un tubo metallico nella ventola del forno da cucina, collegandola con la camera dove il 37enne dormiva. Una tragedia che evidenzia anche un profilo di degrado sociale, di difficoltà economica e di solitudine del giovane. Intanto rimangono sotto sequestro sia l'appartamento in cui è divampato l'incendio, sia quello sottostante. I danni infatti non si limitano alle porzioni interne delle due abitazioni, ma stando alle prime investigazioni dei pompieri sono strutturali e abbisognano di interventi di puntellatura e presumibilmente di rifacimento dei solai. Tra un po' vedremo anche di collegarci con la sala operativa della polizia locale chiedo scusa, per il consueto come dire, punto della mattinata. E intanto andiamo avanti. Sono in linea? Sì, c'è l'ispettore capo Mastracchio. Buongiorno ispettore. Buongiorno a lei e ai telespettatori, salve, buongiorno. Che cosa può dirci intanto, insomma, tanto come è andata la notte? Ecco, insomma. Sì, la notte è andata tranquilla, a parte un incidente a carattere di investimento, inizio turno per le nostre pattuglie notturne in via Giulia, ma non ci sono state criticità, niente di grave insomma da registrare da quel punto di vista. Per questo ci sono stati i soliti controlli di routine per locali e altre cose simili. Posso ricordare per la giornata di oggi, attenzione ancora a chi ha il veicolo in sosta sul viale Sanzio, per i lavori di potatura ancora ci potrebbero essere dei residui di lavori di potatura sullo stesso viale, quindi attenzione ai veicoli.
E per la giornata di oggi ricordo ancora la fiaccolata per la memoria, la pace e la convivenza questo pomeriggio, che partirà alle 17 dal piazzale antistante dello stadio Brezzar e con un appunto corteo che percorrerà la via Valmaura, il Ratto della Pileria e si concluderà all'interno della Risiera di San Sabba. Ecco, questo quanto riguarda intanto la mattinata e anche la giornata di oggi. Se poi c'è qualcosa, insomma, ci risentiamo al collegamento dell'ora di pranzo. E come sempre poi doveste aver bisogno di comunicare qualche cosa, noi siamo a disposizione, certo, e quindi chiamate voi. Speriamo di no, non per non sentirla, ma perché se c'è qualche cosa da comunicare in genere non è niente di piacevole. Assolutamente, Ispettore, infatti. grazie, buona giornata e buon lavoro, e con la Polizia Locale noi ci risentiamo come sempre nel corso del telegiornale delle 13:20. Perfetto, grazie. Grazie ancora, Ispettore. Andiamo avanti con la lettura del Piccolo, missione nel Mar Rosso, nuove regole, c'è il sì del Consiglio dei Ministri per le operazioni internazionali dell'Italia che permetteranno un dispiegamento rapido delle unità nei diversi scenari. Il ministro Crosetto sicuro è uno strumento contro una profonda crisi della geopolitica. Ci sono anche dei numeri per quanto riguarda l'impatto sul nostro Paese della crisi del Mar Rosso. Vediamo di ingrandire un po', così anche da casa vedete un pochettino meglio. La perdita giornaliera nel periodo che va dal novembre del 2023 al gennaio del 2024 è di 95 milioni di euro. Il totale in questo periodo è di 8 miliardi e 8 milioni di euro, se non vado errato in queste cose, io mi perdo un po', 3,3 miliardi per mancate o ritardate esportazioni, 5 miliardi e mezzo per il mancato approvvigionamento di prodotti manifatturieri, questa è la fonte, è di Confartigianato. Per quanto riguarda le esportazioni per le regioni italiane, la perdita, qui siamo sul territorio, diciamo così, del nord-est, la perdita maggiore è la Lombardia con 12 milioni, credo, di euro, se non mi sbaglio. Il Friuli Venezia Giulia ne avrebbe persi 2, ma mi pare in miliardi di euro, chiedo scusa, mi pareva. E quindi la Lombardia ha perso 12 miliardi, quasi 13 miliardi di euro, il Friuli Venezia Giulia 2, Emilia Romagna 9, Toscana 4,7, Piemonte 4,2, 5,7 il Veneto. Il flusso 2023 di import-export di merci nei settori Made in Italy con il maggiore presenza di PMI che transita attraverso il Mar Rosso. Allora, possiamo tornare ad una visione più completa. C'è stato il fuoco e poi i due stati, le mozioni del PD e dei 5 Stelle. Andiamo ancora avanti con la lettura del Piccolo. La grave accusa di Hamas a Israele: hanno sparato sulla folla inerme. Il bilancio di almeno 20 morti, mentre i feriti sono 150, erano in fila in attesa degli aiuti umanitari. La posizione dell'Italia è stata ribadita dal ministro Tajani col governo Netanyahu, ma occorre diplomazia. Finiamo a questo punto di leggere la pagina che dà conto comunque della guerra, insomma, no? C'è l'altro fronte, altro attacco in territorio russo, Kiev ne rivendica la paternità. Bombardamento con i droni su una raffineria di petrolio nella regione di Krasnodar. Per i media di Mosca si è trattato di un incendio durante la notte. Chiudiamo, prima della pubblicità. Si registra un incremento significativo di attacchi cyber dopo l'Ucraina e il conflitto in Medio Oriente, che mirano anche a provocare danni d'immagine. In occasione di una visita di Zelensky in Italia, il sito della Farnesina e altre istituzioni erano attaccati da hacker, lo ha detto l'autorità delegata per la sicurezza Alfredo Mantovano. Andiamo allora in pubblicità, poi torniamo ancora con
i quotidiani e le notizie e i servizi. Vi ricordo ancora che gli ospiti saranno Giulia Massolino di Adesso Trieste dalle 8 alle 9 e dalle 9 alle 10 l'assessore comunale alla sicurezza Caterina De Gavardo. Allora, rientriamo in studio, vi ricordo il numero di telefono a cui potete rivolgervi per intervenire, 040 977 8910, svegliatrieste@tele4.it, invece l'indirizzo di posta elettronica. C'è un aggiornamento piacevole. Dunque, un infermiere della centrale operativa della struttura operativa regionale emergenza sanitaria ha guidato al telefono un papà nelle manovre necessarie a far nascere suo figlio e a supportare la compagna. L'uomo aveva chiamato il numero unico di emergenza 112 e gli operatori della sala operativa di primo livello hanno transitato la telefonata alla centrale operativa della struttura operativa regionale di emergenza. La coppia stava per raggiungere l'ospedale con mezzi propri, ma il parto è stato più veloce del previsto. L'infermiere della centrale Sores ha dato indicazioni al telefono passo passo ai futuri mamma e papà fino a che il parto si è concluso in abitazione a Tricesimo dopo le 5 di questa mattina. Il neopapà ha seguito con scrupolo le indicazioni dell'infermiere. Nel frattempo un altro infermiere della centrale operativa ha inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Udine e l'equipaggio dell'automedica anch'essa proveniente da Udine. Il piccolo è nato 2 minuti prima dell'arrivo dei mezzi. Il personale medico infermieristico ha preso in carico mamma e neonato che sono stati trasportati all'ospedale di Santa Maria della Misericordia di Udine in un'ambulanza con il medico dell'automedica a bordo. Entrambi stanno bene. Si tratta del primo parto guidato al telefono dagli infermieri della Sores nel corso del 2024. I casi non sono isolati ma nemmeno troppo frequenti, una media indicativa di 2-4 ogni anno. Gli infermieri della centrale sono formati per questo specifico percorso e le loro indicazioni si rivelano preziose per aiutare mamma e nascituro. Quindi tanti auguri a questa coppia e a questo bambino. Allora, anche di sanità ha parlato ieri con i giornalisti il presidente della regione Massimiliano Fedriga, che nel pomeriggio aveva incontrato l'ambasciatore statunitense Jack Markell. Vediamo allora quello che ha detto Fedriga prima sui rapporti fra la regione e gli Stati Uniti, che quest'anno poi vedranno il Friuli Venezia Giulia protagonista di un paio di iniziative molto importanti negli Stati Uniti. Poi Fedriga su questioni che hanno a che fare con la sanità, nello specifico la questione consultori. Quest'anno è l'anno in cui Regione sarà Regione d'onore del National Italian American Foundation. Faremo un evento a New York ad aprile con le nostre imprese che si presenteranno al mercato americano e imprese del mercato americano che si presenteranno al Friuli Venezia Giulia per favorire investimenti reciproci. Poi ci sarà il grande evento di ottobre con il Gala NIAF. Così il presidente della regione Massimiliano Fedriga sui rapporti con gli Stati Uniti al centro di un incontro nel pomeriggio con l'ambasciatore statunitense in Italia Jack Markell. La regione, spiega il presidente, guarda agli USA per gli antichi legami, ma anche per rinsaldarli alla luce di quanto sta cambiando nel mondo. Dobbiamo rafforzare le partnership tra le democrazie occidentali per rendere più stabili i paesi, per rendere più stabili le nostre democrazie, per rendere più stabile il nostro sistema produttivo. Conversando con i giornalisti, Fedriga ha anche commentato la situazione venutasi a creare a Trieste dopo l'accorpamento dei consultori familiari e non ha fatto sconti. E riusciremo a garantire finalmente una medicina evoluta che possa dare i servizi alle donne, perché io non posso pensare che la qualità della medicina si veda dai passi che fai per raggiungere il consultorio. Perché questo è passato, i passi che fai per raggiungere il consultorio, non è da questo. La scelta, specificato Fedriga, è di Asugi e la Regione la condivide in pieno, la appoggia e la difende. Ma se la politica adesso deve entrare a dire dove deve stare la scrivania del medico, o quanto distanza ci deve essere dalla casa alla scrivania del medico dove non c'è l'urgenza, io penso che la politica voglia prendere lo scalpo della sanità, e ne ho visti tanti purtroppo negli ultimi giorni, lo scalpo della sanità, il diritto alla salute dei cittadini, peggiorare il servizio invece che migliorarlo, semplicemente per un'utilità elettoralistica, perché con la paura si comunica molto facilmente.
E ieri sera, durante Trieste in diretta, il direttore generale di Asugi, Antonio Poggiana, ha fatto il punto proprio sulla questione consultori. Vediamo anche un estratto della partecipazione di Poggiana a Trieste in diretta. Bisogna avere anche il coraggio di dire devo cambiare per migliorare. Non penso possa essere possibile un miglioramento se non c'è un cambiamento, anzi senza cambiare con la sanità che corre si rimane indietro, si accumula ritardo. La ratio è quella di è quella della presa in carico, è quella di superare il modello prestazionale e della presa in carico dell'utente. Presa in carico vuol dire non limitarsi a una risposta singola, o magari costringendo l'utente a tornare più volte ad accedere al servizio, ma nel momento in cui accede al servizio dare una risposta complessiva. E quindi la grossa forza di questo cambiamento è il potenziamento, la composizione di equip multiprofessionali, multidisciplinari, come si dice. Ci consente questa operazione anche di allungare, allargare, ampliare la fascia oraria di accesso, quindi dalle 8 alle 18 e non dalle 8 alle 16 che poi possono diventare le 15, 15:30. Ci permette di aumentare l'attività domiciliare, che è la massima espressione di prossimità. Perché ci consente di aumentare? Perché la presenza di un gruppo composito all'interno dei consultori consente operatori di recarsi a domicilio senza avere il timore di lasciare sguarnito il consultorio stesso. Quando ci sono pochi operatori esce l'ostetica e magari non c'è più l'ostetica nel consultorio, arriva o la giovane o la signora o la donna e cerca l'ostetica e non c'è. Non può essere così. Aumentiamo gli spazi. Confermiamo e rafforziamo il principio fondamentale della scelta autonoma e della libertà d'accesso, dell'accesso libero. Ed è una problematica, insomma, che continuerà, penso, ad agitare le acque. Allora, andiamo avanti con il piccolo. Ieri c'è stata a Fiumicello una manifestazione per ricordare gli 8 anni dalla scomparsa di Giulio Regeni. Ci sono alcune immagini sul piccolo, vedete tra i partecipanti c'era anche Ottavia Piccolo. Ancora questione Poggio Terza Armata, il 70enne è sparito nel nulla, interrotte le ricerche nel giardino, c'è anche, il piccolo è andato anche a sentire i vicini, coppia tranquilla, mai notate stranezze. Andiamo ancora avanti. Danni alle mura veneziane di Ostriza, allarme per le conseguenze di un intervento di manutenzione stradale, atteso il parere della soprintendenza ai beni culturali. Qui si parla di Sebenico. Ancora scendiamo. Effetto sci, Cortina disegna il futuro, atleti, tifosi e turisti affollano il centro per la 3 giorni dedicata alla Coppa del Mondo. L'attesa è sul percorso di avvicinamento alle Olimpiadi, con i dubbi su bob e viabilità. Compagnoni slow, non invidio le atlete dell'era dei social, un'intervista con la grande campionessa, poi insomma c'è tutta una pagina dedicata a questo. Alpe di Siusi, cadono dalla seggiovia, 80enne muore sul colpo, l'amica in gravi condizioni. Si aggrava l'indagine per l'ex Fratelli d'Italia Pozzolo, porto abusivo d'armi. Messina Denaro fu fermato ad un posto di blocco ma non venne riconosciuto. Qui c'è tutta una serie di notizie. Bloccato sul terrazzo, botte alla moglie da anni, arrestato grazie ai figli. Questo è successo
non dice dove. Il sindaco di New York afferma che i social sono pericolosi e la pena per quanto riguarda un'esecuzione per una pena di morte negli Stati Uniti, la Corte nega lo stop esecuzione con l'azoto. Se andassimo tutti a 30 all'ora, dicevamo prima, è la nota di Pieraldo Rovatti, è difficile non vedere quanto la velocità invada oggi il tempo di vita, una vita sempre più scandita da un pressing mediatico al quale non vogliamo sottrarci. Allora, ieri siamo andati a fare un giro in città, abbiamo chiesto ai triestini cosa pensano e come per certi aspetti si stanno attrezzando, se così si può dire, per la visita del Papa in luglio a Trieste. Vediamo quello che abbiamo raccolto. Sì, ho visto stamattina. Cosa ne pensa? Visto che insomma, siamo una città... Contento, perché mi ricordo quando è venuto Papa Giovanni Paolo II, era a San Giusto, è stato bello, per me è stato molto bello. Credo in questo pontefice. Quindi sarà partecipe in Piazza Unità? Spero di sì, deve avere il tempo di andare. Qual è la qualità migliore che lei riconosce in questo Papa? La semplicità della persona, il saper rivolgersi al più povero, diciamo, alla persona che è debole. Mi ha sorpreso leggere oggi in locandina, certo, perché non è che seguo pedissequamente i viaggi del Papa e mi sembrava una meta non prevista. È sempre un'opportunità. Sicuramente sarà un evento importante, un'iniziativa importante per la città, spero ci sia tanta gente anche da fuori città che venga per questo evento. Proprio non mi interessa, andrò in Slovenia. Dirà che bella città, come tutti quando viene a Trieste, che bella città, e dopo andare via e sarà finito. Papa Francesco, tra tutti i papi da me vissuti nella mia vita, è quello che preferisco. No, non c'è che mi interessa tanto, no. È una persona che comunque ha aperto alle diversità, ai diritti di tutti. Indistintamente, e questo mi piace molto. Poi è uno veramente umile, uno che si mette una croce d'argento, di ferro, quello che ha, uno che vive veramente con umiltà e poi molto affabile, poi mi piace perché è sudamericano, cioè sì, ha tante proprietà, devo dire. Allora, andiamo ad occuparci di sindacato. Ieri c'è stato in regione il cambio della guardia alla guida della CGIL regionale. Michele Piga è il nuovo segretario regionale appunto della CGIL. C'era anche contestualmente la presenza del segretario generale della CGIL Giorgio Landini. Per il leader della CGIL è una follia l'autonomia differenziata, attacca il governo su privatizzazioni, legge di bilancio e pensioni. C'è un servizio che ci è arrivato dalla nostra redazione di Rete Veneta proprio su questo cambio della guardia. Tra un po' saremo anche in grado di farvelo vedere. Poi logicamente adesso vedremo anche come si porrà il problema del segretario provinciale della CGIL al posto di Piga. Ma vediamo il servizio. Triestino, classe 1974, cresciuto nella categoria degli elettrici, è Michele Piga, attuale segretario generale della Camera del Lavoro di Trieste, che guida dal 2016 il nuovo segretario regionale della CGIL del Friuli Venezia Giulia. È stato eletto a larga maggioranza dall'Assemblea dei Delegati, riunitasi oggi a 30°. Piga aveva presentato alla stessa Assemblea il suo programma, legato ad una analisi critica degli scenari industriali e del quadro politico e sociale. Già diretto l'attacco alla giunta Fedriga, i cui risultati, ha spiegato, nella gestione del servizio sanitario regionale soprattutto sono evidenti agli occhi dei cittadini, dall'allungamento delle liste d'attesa alla carenza cronica dei medici di medicina generale, eppure evidente anche l'inadeguatezza sulle politiche industriali. Ovviamente sotto il profilo economico siamo preoccupati per lo scenario geopolitico che preoccupano molto
per il ruolo del Mediterraneo e il ruolo dell'Italia e di conseguenza anche il ruolo della nostra regione. Noi partiamo dal lavoro, dalla necessità di valorizzare il lavoro. La priorità è quella di aumentare i salari e da questo punto di vista noi abbiamo sfidato il governo sui contratti pubblici ma anche su interventi fiscali a favorire i rinnovi contrattuali. Di queste misure noi non vediamo nulla. Per la nostra regione noi siamo molto preoccupati sul fronte del lavoro, proprio perché in stretta connessione con l'industria della Germania, con tutta la componentistica dell'automotive, ma anche le situazioni di Electrolux e della Wärtsilä di Trieste. Serve un cambio di passo da parte di questa regione rispetto alle politiche industriali e il modello di sviluppo. Noi abbiamo un indotto che è in regime di monocommittenza, dobbiamo pensare a come si investe sull'indotto per tenere qui quelle imprese, ma soprattutto quei lavoratori che altrimenti rischiano di perdere il posto di lavoro e non trovano nuove opportunità. Allora, c'è una mail, dice una signora, sto ascoltando la notizia più che emozionante, quella della visita del Papa, ci porterà fortuna, sono una credente, anche sinceramente e simpaticamente una basabanchi, dice la signora che salutiamo. Andiamo, dunque, Corriere della Sera, c'è questo, non l'ho saltata prima, voci di tregua tra Israele e Hamas, Biden manda il capo della CIA, spari sui profughi a Gaza, questo l'abbiamo visto già dal piccolo. Andiamo un po' veloci con le pagine del Corriere della Sera. C'è una cosa qua divertente. Nel tè va messo il sale, la disfida della tazzina fra Stati Uniti e Gran Bretagna. L'idea di una professoressa è la finta crisi diplomatica. La professoressa americana Michelle Franci nel suo ultimo libro consiglia di aggiungere un pizzico di sale per una tazza di tè perfetta. La dritta è stata molto commentata online e l'ambasciata statunitense a Londra ha fatto un post semiserio dove prende le distanze dalla raccomandazione. È bello sapere che in un periodo come questo, che è un periodo di tranquillità e di pace nel mondo, l'ambasciata statunitense in Gran Bretagna perda tempo con post semiseri, eccetera. Insomma, l'ambasciata ha pubblicato una nota con un finto chiarimento per salvare la relazione speciale tra i due paesi. Si dice con toni scherzosi che l'aggiunta del sale non rappresenta la linea ufficiale degli Stati Uniti, per chiudere con ironia, figuriamoci, dicendo che la prassi continuerà a essere quella di scaldare l'acqua al microonde, che è un errore secondo i puristi britannici. Insomma, fa piacere. Questo già lo sappiamo, no? L'ereditiera che vuole tassare i ricchi donerà i suoi milioni all'Austria. Identificato il fleximan piemontese e un operaio ha agito da solo e sono quelli che credo spaccano gli autovelox. Censura il coro dello Zecchino d'Oro, in Cina non canta più Forza Gesù, il divieto ai bambini dell'Antoniano, il direttore, le nostre canzoni parlano di fratellanza. Il brano notissimo a Pechino, per anni è stato riproposto in tutti i concerti in Oriente, e però questa volta, per la prima volta, non è stato chiamato, insomma, non è stato eseguito. Bergamo al cinema col figlio rionato, pagato anche per lui, stupore e rabbia, 40 giorni, non occupava alcun posto perché Leopoldo del Marsupio non volevo fargli perdere la poppata. Eravamo in 4 quando ci hanno detto di pagare 5 biglietti, mi sono stupita e arrabbiata, la racconta così Alessia Masaracchia, che ha denunciato la disavventura ad inizio di quella che doveva essere una tranquilla serata al cinema. Quel biglietto in più a tariffa piena. Sabato scorso le è stato infatti chiesto per il figlio Andrea, nato appena 40 giorni fa. Ma io adesso, francamente, un bambino di 40 anni, un bambino di 40 giorni, portarlo al cinema, poi dipende anche da che film, ma questo è un altro discorso, mi sembra veramente
vabbè, lasciamo stare. La battaglia per la giostrina a Cesenatico, il sindaco evita ogni dialogo, cittadini ed esercenti contro la decisione di spostare l'area giochi in un'altra piazza. Cristina Boverman, testimonial dell'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro, con donne fate i controlli, così mi hanno salvata. Allora, 2 denunciate per la 13enne picchiata a Padova e anche qui c'è la notizia della signora che è morta precipitata, caduta dalla seggiovia. Prosegue la storia di Ilary Blasi, con Ilary incontri intimi, Blasi smentisce, il personal trainer racconta, la conduttrice invita Totti a cena. Pattimo fu circuito, il compagno del professore rischia di perdere l'eredità, Torino vizio nel ricorso, per Caminada condanna definitiva. C'è anche il caso dell'avvocata di Alessia Piffari, indagata per favoreggiamento e falso ideologico, assieme a 2 psicologhe del carcere di San Vittore, che non intende abbandonare l'incarico. Non ho intenzione di tirarmi indietro, salvo venga costretta ad abbandonare la difesa. Alessia Pifferi è accusata di aver lasciato morire di stenti la figlia. Per il PM, le psicologhe, in accordo con l'avvocato Pontenani, avrebbero redatto false relazioni in maniera plateale per giustificare un grave deficit mentale di Pifferi e chiedere una perizia poi disposta dalla Corte. Torniamo al piccolo e andiamo, direi che possiamo andare alla pagina di apertura di Trieste. Pareri sulla cabinovia, gli interrogativi aperti e il consulto conclusivo. Gli atti resi pubblici sono parte di un confronto archiviato, ma l'iter del progetto definitivo resta in corso. La soprintendenza puntava sulla tranvia, questo era emerso già, ne abbiamo parlato qualche giorno fa, probabilmente di questo parleremo anche con la consigliere Massolino, che sarà la nostra prima ospite dalle 8 alle 9. Intanto facciamo vedere, io direi, le immagini dell'abbattimento del rudere in Porto Vecchio che ostacolava la riapertura della viabilità da largo Città di Santos. La bretella presto sarà nuovamente accessibile ai triestini, che potranno percorrere una strada appena ristrutturata ed arredata. Sono partiti i lavori per demolire il piccolo edificio del Porto Vecchio che fino a qualche giorno fa fungeva da ostacolo per la riapertura della bretella che collega il magazzino 26 a largo Città di Santos. La struttura era vincolata essendo inserita nel contesto di quei magazzini o quelle edificazioni che in passato sono rientrate nel patrimonio culturale da dover preservare, ma oggigiorno, in virtù dei progetti per realizzare Porto Vivo, la soprintendenza ha accettato di togliere il vincolo, permettendo al comune l'abbattimento e quindi l'apertura, a conclusione lavori, dell'asse viario. Quel tratto difatti è stato interessato da opere di ristrutturazione che hanno portato in primis tutti i sottoservizi, linee elettriche, tubature di acqua e gas, fibra ottica, poi l'asfaltatura della strada, la realizzazione dei marciapiedi, la posa dei 64 lampioni, delle 78 giovani alberature e delle fontanelle. Il cantiere della bretella è costato circa 6 milioni di euro e in alcuni tratti mantiene visibili gli antichi binari, per lo più per memoria storica, testimonianza del passato commerciale dello scalo asburgico. L'apertura della viabilità riporterà i triestini a poter impegnare il varco di largo Città di Santos fino alla zona del centro congressi e del magazzino 26, senza dover necessariamente accedere esclusivamente dalla rotonda di Viale Miramare. Allora c'è una mail, dunque non poteva sfuggirmi il discorso del dottor Poggiana sul discorso al compramento consultori. Come mamma piego la testa, però posso lanciare un'idea, ossia avere a domicilio
il personale sanitario e medico, che aiuterebbe le neomamme a non dover uscire con il cattivo tempo d'inverno e di piccoli a non essere trasportati in autobus super affollati o anche con 35 gradi d'estate alle visite ambulatoriali. In realtà c'è anche un progetto di potenziare appunto le visite a domicilio da parte del personale sanitario e medico. Andiamo ancora avanti, proseguiamo sempre con le pagine ormai triestine del Piccolo. Cantiere alla Caprine, traguardo a fine 2025. Abbiamo un servizio anche su questo. Io direi che dopo il servizio passiamo, se possibile, direttamente alla pubblicità e ci apprestiamo ad accogliere la prima ospite, che è Giulia Massolino di Adesso Trieste, consigliere regionale per il Patto dell'Autonomia. Quante partite su quel vecchio parquet della scuola media Caprin, quante sfide di basket, pallamano e calcetto, ricordi archiviati oggi a colpi di piccone, ma ben venga, perché dal 2016 la palestra era inagibile non solo per gli studenti, ma per tutte le società sportive della periferia est che vi svolgevano le loro attività. E finalmente ci sono i fondi sufficienti a ristrutturare non solo la palestra, ma l'intero plesso scolastico, il più noto del rione di San Sabba, in salita di Zugnano. È un intervento che riguarda tutto l'edificio scolastico, compresa la palestra. La palestra dà una risposta, i lavori della palestra danno una risposta ovviamente alla scuola, ma anche alle realtà sportive cittadine che di pomeriggio le utilizzavano. Un intervento importantissimo di oltre 6 milioni di euro con finanziamento PNRR, a cui a fine anno si sono aggiunti oltre 4 milioni di euro, quindi parliamo di una somma complessiva di oltre 10 milioni di euro dedicati esclusivamente a questo plesso scolastico, con l'adeguamento all'antisismica, all'antincendio, l'abbattimento delle barriere architettoniche, l'introduzione di ulteriori ascensori per chi ha difficoltà motorie, insomma una messa a norma dell'intero edificio, palestra compresa. Per attenuare il disagio all'utenza provocato dai lavori si è deciso di non spostare totalmente l'attività scolastica alla scuola primaria Rossetti, facente parte dello stesso istituto comprensivo, ma di eseguire l'intervento per blocchi. Il complesso attuale è infatti costituito funzionalmente da 4 blocchi principali, uno dedicato alla palestra, 2 alle aule ed uno contenente il corpo di collegamento e l'aula magna. La fine dei lavori è prevista per novembre 2025, ma la palestra potrebbe essere consegnata già dopo 6 mesi. 10 milioni sono una cifra importante, così spieghiamo ai cittadini quanti soldi stiamo mettendo sulle scuole. Questa è una cosa che ci tenevo molto, sono passati molti anni perché c'erano sempre problemi, ma alla fine sono partiti i lavori. In 6 mesi dovremo avere questa palestra e dopo naturalmente tutta la scuola. Ripeto, 6 milioni dal PNR e 4 dalla Regione, che ringraziamo naturalmente, sono 10 milioni che sono un investimento importante. Allora rientriamo in studio, ci ha raggiunti la consigliera regionale del Patto per l'Autonomia Giulia Massolino, esponente di Adesso Trieste, grazie per essere venuta nei nostri studi. C'è già una mail, dice, le chiede il signor Lorenzo un commento sulla ripetuta mancanza del numero legale in Consiglio Comunale a Trieste. Lei ci era fino a un annetto fa, circa, più o meno, e questo è un dato sì, che si sta un po' verificando con una certa frequenza. Intanto buongiorno a tutte e a tutti. Sì, è vero, diciamo che è un sintomo di alcuni scriccolii all'interno della maggioranza che sono anche evidenti da molto tempo, insomma ci sono continue contraddizioni e litigi dal Rocco all'Ovovia, insomma, insomma le mancanze, la caduta continua del numero legale in Consiglio è un altro di questi sintomi che ci mostra un po' che insomma la maggioranza non è così compatta come a volte vuole dare a vedere. Insomma anche appunto sull'ultima questione dell'Ovovia, sull'accesso, la richiesta di accesso agli atti fatta
dal consigliere Russo, anche là pubblicamente si sono mossi in modo molto compatto, però poi quando c'è da mantenere il numero legale in Consiglio, anche votando cose importanti, perché ricordiamo che il numero legale è caduto 2 volte non su una seduta, diciamo, con qualche mozione dell'opposizione, ma le sedute di bilancio, quindi insomma c'è qualche evidente problema all'interno delle schiere della maggioranza. Ecco. Allora, vi ricordo 040 977 8910, svegliatrieste@tele4.it, numero di telefono e l'indirizzo di posta elettronica cui chiamare e a cui inviare le mail. Parliamo di un altro problema, poi se crede torneremo ad occuparci ancora di Cabinovia, perché oggi tra l'altro il Piccolo proprio apre la pagina triestina con questo. Consultori, è stata, diciamo, dell'altra settimana questa doccia fredda e improvvisa con l'anticipazione della chiusura che era sì paventata da tanto, ma non c'era mai stata una data certa, poi sì c'erano dei rumors che parlavano del 1° febbraio e all'improvviso invece venerdì scorso è comparsa questa nota sul sito Asugi improvvisamente di rivolgersi rispettivamente ai consultori di Valmaura e di Roiano per l'utenza dei consultori di San Giacomo e di San Giovanni. Ora, la cosa è agghiacciante per varie ragioni, cioè, ad esempio le mamme che stavano seguendo il corso preparto hanno ricevuto un messaggio il giorno prima e non stiamo parlando, insomma, i corsi preparto sono una fase fondamentale, no, del portare a termine una gravidanza, e anche immagino tutte gli appuntamenti già presi, già prenotati, non so adesso come verranno ricalendarizzati, ma non c'è stato nessun preavviso neanche per il personale, che infatti mercoledì ha proclamato lo stato di agitazione attraverso i sindacati di riferimento. E diciamo l'ennesimo attacco, cioè non si tratta solamente della chiusura di 2 consultori, che già di per sé è gravissima. I consultori sappiamo che vengono da una lotta chiaramente femminista di altri tempi, una lotta molto, molto forte, molto coraggiosa, che tante donne hanno fatto per avere un posto dove parlare di salute, prevenzione, sessualità sicura, famiglia e ovviamente il fatto che fossero capillari era un punto fondamentale della loro azione, perché chiaramente il fatto di dover prendere dei mezzi, spostarsi da una parte all'altra della città, perché da San Giovanni a Roiano, insomma, non è proprio dietro l'angolo, no? Che dica Poggiana che ci vogliono 15 minuti con i mezzi pubblici. Ovviamente disincentiva, se non addirittura ostacola, l'accesso a una sede consultoriale dove ci dovrebbero essere tutta una serie di servizi ad accesso veramente semplificato, che non sono solo quelli per la famiglia, che leggiamo nell'intervista di ieri a Poggiana, no? Sul Piccolo leggiamo, se ci sarà un boom di nascite li riapriremo, e no, non funziona così, no? Perché c'è tutta la questione nell'urbanistica si chiama della domanda indotta, quindi immagino che anche nella sanità si possa concepire una cosa di questo tipo, che se non ci sono i servizi è chiaro che è difficile avere un aumento di natalità, che pur la destra dice di voler incoraggiare, salvo poi andare appunto nella direzione opposta, demolendo i servizi fatti apposta per la genitorialità, per le famiglie. Ma parliamo anche di prevenzione della violenza di genere, di salute psicologica, perché ricordiamo nei consultori c'era anche un servizio di supporto psicologico. Parliamo anche di salute sessuale e riproduttiva per i giovani, un momento fondamentale per la crescita anche delle persone giovani, tanto più in un momento in cui si vede in realtà un nuovo aumento delle malattie sessualmente trasmissibili. Quindi a fronte di una modifica anche della società a cui stiamo andando incontro con sempre più accelerazioni, ci sarebbe stato da chiedersi come i consultori potevano cambiare e migliorare per andare ancora più incontro a queste necessità, e non invece semplicemente chiuderne 2 sedi, dicendo anche delle cose, nel senso, dire che ma no, abbiamo aperto 2 case, saranno aperte più a lungo, e ho capito, però sempre la sanità territoriale funziona appunto se è capillare, tanto più la maggior parte delle città in Europa stanno andando nella direzione della città dei 15 minuti, che significa avere tutti i servizi
in un raggio a 15 minuti da casa propria, e noi stiamo facendo esattamente il contrario proprio su degli aspetti su cui eravamo stati lungimiranti e pionieristici, no? Qua a Trieste avevamo anche il discorso delle microaree, dei distretti, è sempre stato un nostro fiore all'occhiello e adesso viene demolito, andando non solo indietro nel tempo, ma anche andando in controtendenza rispetto a tutte le altre città europee che invece stanno andando nell'altra direzione. Allora, c'è una bella notizia, interrompo solo una notizia di sport, nel senso che Sinner ha battuto Djokovic in 4 set e quindi è nella finale degli Australian Open. Vediamo, questa è l'apertura della pagina online della Gazzetta dello Sport, 6 nella storia, Djokovic battuto, prima finale slam per appunto Sinner, invece il Corriere della Sera dà anche il punteggio 6-1, 6-2, 6-7 e invece 6-3 e quindi adesso poi indipendentemente da come andrà la finale, battere il numero 1 del mondo, credo per la seconda volta in poche settimane, è qualcosa di, come dire, insomma, c'è da esserne fieri, ecco, insomma. Allora, c'è una telefonata e poi abbiamo anche delle mail. Sentiamo chi è al telefono. Buongiorno. Buongiorno, mi sentite? Perfettamente. Buongiorno sia il dottor Bordatti che la consigliera che è con lei adesso, no? Sì. Senta, io vi ho scritto, e me ne scuso perché ho scritto veramente troppo, comunque per dire, no? Chi sono anche, eccetera. Allora, dite, io volevo fermarmi rapidamente un po' su un tema so generale, però io ho anche sentito, anzi, complimenti per la vostra attenzione. Ok, andiamo avanti. Vado al dunque, dottor Bosatti, eccetera, su Federica, la burocrazia anche da togliere per via della sanità, però purtroppo il problema è anche, come quello che vi ho scritto, vedrà eventualmente lei, è diciamo sui tagli, parliamo di sanità, e che diciamo, come dire, porta i problemi alle persone che non hanno i soldi per, diciamo, eccetera, per poter usufruire della sanità pubblica. Allora io volevo un attimo, lo so, e niente, dire che praticamente anche quelle cose che ho scritto un po', diciamo, alcune cose dopo, vabbè, ieri per esempio ho sentito rispetto all'azione del governo intervenire e dire la SLAM, che pure viene detto che non è chissà che, però di fronte a finisco presto, subito, chiudo, di fronte a dire che lei è solo capace, la Meloni, gli ha detto la SLAM, di dire che non le eredità vostre, cioè, invece di costruire qualcosa, e la Meloni è stata zitta, non sapeva cosa dire, dottor Bosatti. Allora io so che ecco, volevo un attimo, se interessa, comunque se ne parlate, perché io vi ho detto delle cose. Sentiamo allora la risposta. Ti ringrazio tanto. Grazie. Prego. Grazie all'ascoltatore. Sì, sicuramente c'è il problema appunto dell'accesso dei servizi per chi non può permettersi, ad esempio nel caso dei consultori, il ricorso a un ginecologo privato, no? Però in realtà la gratuità e l'apertura dei servizi pubblici per tutte le donne, ma anche per tutti chiaramente gli uomini, quando parliamo di consultori in realtà ci viene da dire che è un tema prevalentemente femminile, però in realtà chiaramente riguarda tutti, soprattutto quando parliamo di giovani e di prevenzione sessuale e riproduttiva, chiaramente. È un tema anche di democratizzazione e di non relegare, diciamo, anche il pubblico a chi non possa permettersi di meglio. Cioè, i consultori sono sempre stati un'eccellenza dove si rivolgevano alle persone di qualunque fascia, diciamo, se così lo vogliamo definire, senza bisogno di dire, non è mai stata una scelta a ribasso e così deve continuare. È chiaro che a maggior ragione la chiusura di altre 2 sedi fa dire, beh, ma allora magari vado da un medico più vicino a casa mia, che mi è più comodo, quindi anche in questo caso si va nella direzione della chiusura. C'è un altro aspetto, oltre alla chiusura dei consultori, sono stati spostati, se non chiusi, anche i servizi per l'infanzia dei distretti. Si parla ad esempio della logopedia, del supporto appunto a chi ha dei problemi relativamente
che vanno trattati vanno sostenuti con un percorso di tipo logopedistico, sono stati spostati da Valmaura e da Roiano con l'idea di una centralizzazione. Anche su questo non è ben chiaro cosa è successo, perché non ci sono state grandi comunicazioni da parte dell'azienda né nei confronti del personale che insomma si è trovato a dover fare gli scatoloni dall'oggi al domani, né nei confronti dell'utenza e tantomeno insomma, una dichiarazione pubblica in merito. Abbiamo presentato delle interrogazioni in regione, e in particolare ne ho presentate 3, uno sulla chiusura di Via Gambini, che sappiamo che il centro di salute mentale di Via Gambini non è più H24, che anche questo era un fiore all'occhiello dei nostri centri di salute mentale, è aperto solo fino alle 20. Questo provoca anche un aumento di carico sugli altri centri di salute mentale. Gli operatori e le operatrici sono impiegate spesso negli spostamenti e questo riduce il personale nelle altre sedi. Leggiamo, non mi ricordo se sul Piccolo di oggi o ieri, proprio che denunciano la mancanza di personale. Al contempo appunto si chiudono, si spostano i servizi dei distretti, e anche su questo abbiamo presentato un'interrogazione su cosa sia successo in questa concitata settimana di scatoloni e trasferimenti. E invece una piccola anticipazione, ma diffonderemo meglio la stampa domani, si parlerà di consultori anche nel Consiglio regionale del primo di febbraio, quindi del prossimo giovedì. Ok, allora vedo che è collegato con noi il nostro peripatetico di turno, che è Bernardo Gulotta. Desumo, non riesco a capire dove, via Costalunga, dov'è? Sì, Umberto, buongiorno a te, alla consigliera Massolino, a tutti i telespettatori. Hai detto correttamente, siamo in via Costalunga, nell'incrocio di via della Pace, che noi abbiamo tenuto sotto controllo per tanto tempo, proprio perché qui insiste una richiesta da parte dei residenti soprattutto di creare le condizioni affinché questo incrocio possa essere impegnato soprattutto dai pedoni in maniera più sicura rispetto all'attuale. E difatti i primi lavori, o meglio i primi segnali di quelli che potranno essere poi i lavori in futuro, sono testimoniati dai jersey, queste strutture mobili bianche e rosse che siamo soliti vedere proprio quando ci sono dei progetti e dei lavori prossimi a partire. Qual è la difficoltà in questo tratto, principalmente alle spalle di Franco Torricella? Allo stop, la visibilità per chi vuole girare o a destra o a sinistra fino ad oggi era fortemente ostacolata dal posteggio dei veicoli, molte volte anche camper o camion, quindi di alta stazza, che impedivano proprio la visuale per poi svoltare, ripeto, o a destra o a sinistra. Gli interventi invece svolti in questo caso sono il posizionamento dei posteggi più indietro rispetto alla carreggiata, e proprio per coprire lo spazio vuoto è stata creata una zona pedonale. Sarà poi delimitata da dei marciapiedi o comunque delle strutture, come dire, spartitraffico, che prenderanno il posto di questi jersey bianchi e rossi, affinché chi si trova nel punto da dove adesso vedete le immagini avrà una visione molto più ampia rispetto al precedente di quelle che sono le auto in arrivo, principalmente da sinistra, anche da destra. Ecco, qui vediamo il pedone che ha alzato le mani perché voleva attraversare, ma le auto non si sono fermate. Difatti la principale problematica, e qui probabilmente il comune può fare qualcosa, ma il segno della nostra civiltà è data dal buonsenso delle persone, è quella dell'alta velocità, una problematica che può essere rimediata o con dei dissuasori stradali, ma sappiamo essere di difficile installazione nel territorio cittadino in virtù del passaggio dei mezzi di sicurezza, ma se non soprattutto anche quello di moderare la velocità e intimando gli automobilisti attraverso altre forme che possono essere anche sanzionatorie, quindi autovelox oppure zone 30, anche se questa è una zona che probabilmente non si presta ai 30 km all'ora, ma di fatto la gente schiaccia il pedale e supera molto spesso i 50 orari. E qui abbiamo visto proprio poco fa un ragazzo che attraversando aveva impegnato, ora sono sulle strisce, metà di questa corsia, salvo poi vedere che la macchina alla sua destra non si fermava. Adesso noi ci spostiamo perché c'è l'autobus e diciamo che fra autobus e Bernardo vince autobus, e quindi è meglio che mi vado
a levare dalle scatole. Quindi, per riassumere, la zona è stata presa in esame. L'assessore Babuder ieri, che abbiamo incontrato soprattutto nella zona del Porto Vecchio, ci ha proprio suggerito di dare uno sguardo in quest'area dove, Umberto, tu ti ricorderai, è da tanti anni che noi ascoltiamo l'ipotesi di una rotonda. Mi ricordo fu ancora l'allora presidente della 7ª circoscrizione Francesco Bettio, che poi passò in consiglio comunale nel primo di piazza di questi ultimi 2 anni, a richiedere una rotatoria. Siamo dunque all'era della giunta Cosolini. Insomma, di tempo ne è passato, qualcosa si sta muovendo in questa zona, e quindi attenderemo poi l'esito del cantiere e quindi la definizione di questo incrocio. Per il momento però diciamo che ci sono buoni segnali che finalmente verrà messo a posto. Grazie. Per ora è tutto, noi ci sposteremo verso l'università per seguire un evento di questa mattina. Ok, grazie Bernardo, poi dunque ci risentiamo. Allora, no, ci sono delle mail, allora, dunque, cosa ne pensa del premierato e soprattutto cosa ne pensa dell'autonomia differenziata? Allora, sappiamo che c'è stata anche una manifestazione, no, la scorsa settimana contro il DDL Calderoli sull'autonomia differenziata. Diciamo che sostanzialmente è un modo per svilire il concetto di autonomia che invece sta alla base appunto del patto per l'autonomia, che sarebbe quello dell'autogoverno e della partecipazione pubblica nelle decisioni che riguardano il territorio. In sostanza, nell'idea di autonomia, ad esempio del patto per l'autonomia, l'Ovovia non sarebbe un progetto sul tavolo in questo momento, nel senso che dobbiamo smettere di calare dall'alto decisioni che hanno un impatto immediato e diretto sulla vita della cittadinanza. Questo non è più possibile, nello stesso modo in cui appunto Poggiano, i vertici della SUGI e soprattutto l'assessore Riccardi non ascoltano le proteste della cittadinanza con i consultori. Ecco, secondo noi autonomia e autogoverno hanno molto a che fare con questo tipo di decisioni, quindi il non calare dall'alto sulla testa dei cittadini le scelte, che è molto diverso da come poi invece è stato presentato nel disegno di legge. Vorrei però commentare un attimo anche la questione relativa all'incrocio che abbiamo appena visto. Sicuramente un aumento di visibilità aumenterà la sicurezza dell'incrocio per quanto riguarda i veicoli che vengono nelle 2 diverse direzioni. Sul fatto della sicurezza pedonale purtroppo sappiamo che non è solamente una questione di cultura, diciamo, di buona educazione, e la cultura sostanzialmente si crea, ma non si vede perché a Trieste chi guida un veicolo dovrebbe essere meno rispettoso rispetto alle altre città. È una questione di conformazione del territorio e di scelte urbanistiche. Ad esempio il fatto che l'amministrazione continui a dire che da noi non si possono mettere i dossi perché sennò le ambulanze non passano, ma nelle altre città le ambulanze non vanno a soccorrere nessuno. Cioè, quando uno sta male nelle città che hanno i dossi, basta, avviciniamo un falcone, le persone non vengono soccorse dalle ambulanze, oppure forse c'è un modo per risolvere la cosa. Ad esempio in molte città europee, italiane, vengono usati quelli che si chiamano cuscini berlinesi, che sono dei dossi, diciamo, che non occupano tutta la sezione della strada e che quindi un'ambulanza che magari ha un camion dei vigili del fuoco, insomma indifferentemente, che ha un asse più largo rispetto a un'auto normale, viene rallentato, non viene rallentato, mentre un'auto normale sì. Ci sono anche delle soluzioni, ad esempio questo era un caso nel momento in cui si mette mano a questo incrocio, si poteva anche decidere di moderare la velocità per chi è in arrivo a questo incrocio e costruire ad esempio quello che si chiamano le platee rialzate, quindi degli incroci in cui tutto l'incrocio è sopraelevato rispetto al resto della strada, il che aiuta sicuramente a costringere le persone sostanzialmente a ridurre il limite di velocità, perché sappiamo che non basta un cartello, non basta una scritta, ma ci vogliono degli interventi strutturali. Aiuta anche i pedoni a essere più visibili e aiuta soprattutto anche ad abbattere delle barriere architettoniche, quindi non solo parliamo di una questione di sicurezza, ma parliamo anche di una questione di civiltà e di inclusione, perché chiaramente una platea rialzata allo stesso livello
dei marciapiedi mi eliminano le salite e le discese del marciapiede, e quindi è molto più facile per una persona su una sedia a ruote oppure per una famiglia con un passeggino, diciamo, scendere e salire al marciapiede in modo sicuro, visibile e comodo. Allora, c'è una telefonata, però siamo dobbiamo anche mandare la pubblicità. Chiedo a chi è in linea magari di essere rapido, così possiamo farlo sentire, non lo facciamo aspettare, e poi la risposta dopo la pubblicità. Buongiorno. Buongiorno a voi. Sono già 10 minuti che sto aspettando di poter entrare in linea. Tra Gullotta, tra questo, vabbè, tra quell'altro non si può vuole parlare. arrivare alla... Ecco, io volevo... Chi è? Dov'è? Deve essere caduta. È caduta? Ah beh, intanto... Vabbè, le sta bene. Allora andiamo in pubblicità e poi vediamo se riusciamo a ripristinare il collegamento con la signora. Questi. Allora, rapidamente ci chiede un attimo la linea Bernardo Gullotta per una specifica, quindi sentiamolo ancora. Di nuovo, buongiorno Umberto, sottoscrivo quanto diceva prima la consigliera Massolino, aggiungo solo che c'è tutta una linea di stalli per scooter che sono stati posti proprio a ridosso del margine della corsia, scooter che per il loro volume sicuramente come dire, intrigheranno di meno la visibilità all'incrocio rispetto a quelli che erano prima i posteggi dove si piazzavano camper, camioncini, anche semplicemente automobili. Questo è il passaggio pedonale creato ad hoc, che è la cosa inedita, diciamo l'aspetto inedito di questa zona. Ricordo anche, come prima ho fatto per quello che era l'interessamento ancora del presidente della 7ª circoscrizione di tanti anni fa, che qui l'impegno della politica è stato fondamentalmente bipartisan, ma in particolare c'è stato un pressing maggiore da parte del consigliere Corrado Tremul, del consigliere Medau, poi l'assessore Babuder, che una volta presa coscienza che questa zona della città e questo tratto in particolare era piuttosto pericoloso, si è cercato di adoperarsi in maniera tempestiva con questa prima idea progettuale, cioè quella di spostare i posteggi più indietro, creare di nuovo la segnaletica orizzontale e quindi andare a creare la cosiddetta goccia spartitraffico, che è quella che abbiamo visto poco fa e che va a dividere anche l'uscita poi da Via della Pace verso chi deve girare a destra o chi deve girare a sinistra per Via Costalunga. La specifica maggiore era proprio il posizionamento dei posteggi dei motorini e la chiara evidenza che c'è qui una zona pedonale e che quindi nel momento in cui qualcuno vorrà posteggiare la macchina perché magari non trova uno stallo altrove, è passabile di una multa, da quello che ho capito anche abbastanza salata. Questo è tutto per questa zona della città. Umberto, grazie della linea, ci risentiamo dopo. Allora, abbiamo delle mail, dunque chiede questo telespettatore se la rotatoria di Largo Pestalozzi resterà permanente. Gretta sotto via Berlam, da mesi e mesi marciapiede e strada allagato da liquami, via dei Berlam, siamo in zona Gretta. Perché non riparano anche il marciapiede in prossimità del passaggio pedonale appena inquadrato? Poi c'è questa Geremiade: negli ultimi 20 anni in Italia tutto è peggiorato, dalla sanità alla manutenzione, ai servizi per i cittadini, abbiamo troppi generali sulle cose pubbliche e pochi soldati. C'è una telefonata, sentiamo la telefonata, poi vediamo. Buongiorno. Pronto, buongiorno. Prego. Dopo aver riascoltato nuovamente il servizio di Gullotta e tutte vada le avanti, cose, arrivi. La trasmissione funziona così, non è che possiamo farci nulla. Arrivi a quello che deve dire e poi io sentiamo. ho cominciato a parlare dei consultori dei pediatri. Ok, perfetto. Ecco, allora, i consultori, ieri il signor Torgiana ha detto che sono raggiungibili in 10 minuti o 15 minuti. Non lo so come ha fatto con un elicottero probabilmente, o lui non ha mai visto il traffico in città, primo. Secondo, mancano i pediatri.
queste mamme con questi bambini dove andranno a fare i bilanci? Io batto sempre sui bilanci che sono molto importanti per la crescita dei bambini. Questi bilanci di solito li fanno i pediatri. Per gentile concessione della SUGI hanno aperto una specie di ambulatorio al Maggiore, dove però questi medici non fanno bilanci, non fanno ricette, non fanno nulla. E allora questi bambini dove vanno? Al burlo? Al burlo, intasare il burlo? Prendersi magari qualche malattia perché non hanno ancora fatto le vaccinazioni? Le vaccinazioni come funzioneranno? Andranno di qua e di là, sti genitori? Cerchiamo di essere un pochino seri, insomma. Io ho parlato con il dottor Pasino ieri, ha detto che loro non possono fare niente perché sono all'opposizione. Deve fare la maggioranza, ma la maggioranza non farà mai niente contro un assessore che è architetto, tra l'altro, quindi di medicina non capisce assolutamente niente, e diamo gli incentivi ai manager. I manager cosa fanno? Scaldano le poltrone, rompono, dividono, e i medici anche di famiglia devono fare solo i burocrati perché non riescono a fare altro. Anche i piani terapeutici li dovevano fare gli specialisti, adesso non li devono fare i medici di famiglia. Ma dove stiamo andando? Signora Massolino, lei che è all'opposizione, faccia qualcosa di modo che questo signor architetto vada a fare l'architetto, perché tra l'altro non è stato neanche eletto, è stato messo su dal suo amico e basta. Vogliamo distruggere ancora di più? Inutile parlare di denatalità quando non si riesce poi a incentivare niente. Logopedia, andranno a fare logopedia alle 10 di sera? Questi bambini? Ma scherziamo, ma scherziamo. Vabbè. Ok, prego. Sì, ringrazio la telespettatrice. Sì, nella sua telefonata c'erano molti spunti, no? Sia appunto sì, c'era anche un tono che... il raggiungimento cioè la difficoltà nel raggiungere una sede, appunto anche io avevo commentato le parole di Poggiana che appunto la sede di Roiano ad esempio fosse raggiungibile in 15 minuti a San Giovanni, dipende un po' dove a San Giovanni, no? Se uno magari sta in un posto, ci sono anche dei posti non propriamente raggiungibili vicino ai mezzi pubblici, e appunto come sottolineava la signora, magari una mamma, un papà con un bambino molto piccolo, una bambina molto piccola non hanno magari tanta facilità nell'uscire di casa con il neonato, la neonata, magari in un giorno di boro, pioggia come ce ne sono o gran freddo come ce ne sono stati in questi giorni, arrivare alla fermata dell'autobus, prendere un autobus, dopo arrivare al consulto, insomma è tutto molto più difficoltoso. I servizi di prossimità dovrebbero servire proprio a rendere più facilmente raggiungibili tutte quelle prestazioni che non sono specialistiche di per sé, cioè non mi servono grandi strumentazioni, non mi servono grandi esperti, non mi servono chiaramente le prestazioni più specialistiche, è giusto che vengano fatte in un ospedale, ma invece chiudere i servizi territoriali e centralizzarli in un unico spazio dove sì, ci saranno anche appunto le persone, gli esperti e le esperte competenti, come ha detto il dottor Poggiana, ma appunto è verticale, appunto è una specializzazione della medicina più che invece una diffusione dei servizi di base territoriali che appunto aiuterebbe anche, come ha detto la signora, siamo appena usciti da anni di emergenza Covid, neanche del tutto usciti perché sappiamo che adesso il picco sta risalendo, ecco, dovrebbe almeno averci insegnato che non è il caso di avere grandi concentrazioni di persone che stanno tutte in uno stesso posto. Sul fatto ci sono due cose che dice Poggiana in quell'intervista, no? Uno dice questa è l'assistenza territoriale del futuro. No, non è più assistenza territoriale, si può chiamarla assistenza sanitaria, però allora stiamo andando in una direzione di una specializzazione, una concentrazione, un accentramento dell'assistenza sanitaria, sociosanitaria, perché poi ricordiamo che i consultori non sono solo sanitari, sono sociosanitari. E poi un'altra cosa che ha detto non è una scelta politica ma gestionale. Su questo dissento fortemente, ed è per questo che sì, appunto noi siamo all'opposizione e lottiamo come possiamo per una visione diversa di futuro, per una visione diversa di società e anche appunto di come stare
stare insieme. Però c'entra molto con la politica, perché appunto è una questione di visione del nostro territorio e di scelte fatte sul territorio. Come opposizione stiamo lavorando anche in modo unito su questo, perché non ha senso tanto farne le bandiere. Come ho preannunciato, in realtà appunto ne daremo notizia nei prossimi giorni sulla stampa, si parlerà di consultori anche nella prossima seduta del Consiglio regionale. Okay. E su questo appunto le opposizioni hanno scelto di agire in modo unito, proprio per contrastare questa scelta che è molto contrastata dalla cittadinanza tutta. Abbiamo visto delle manifestazioni estremamente partecipate negli ultimi anni, direi ormai, rispetto ai distretti sanitari, rispetto ai consultori. Abbiamo visto cortei, manifestazioni, c'era il presidio, diciamo, dove poi anche le associazioni hanno fatto ingresso nella direzione a Sugi, a San Giovanni, per parlare col dottor Poggiano, perché sostanzialmente è mancato completamente un confronto. Noi avevamo provato anche in Consiglio regionale a chiedere un'audizione delle parti sociali, quindi sia i sindacati che le associazioni che si stanno appunto battendo sul territorio contro questa visione, contro queste decisioni, in violazione al regolamento del Consiglio regionale. Quella seduta di commissione è stata convocata intanto assolutamente fuori dai tempi previsti, perché la richiesta era a prima firma mia, ma è stata confermata da tutta l'opposizione, e quindi c'erano 10 giorni di tempo per convocare quella seduta. Dopo numerosi solleciti è stata finalmente convocata in dicembre, ma guarda caso senza le associazioni e senza i sindacati. Quindi diciamo che questa è un po' la modalità di fare che ha la maggioranza, no? Io decido, io vi spiego e voi non avete niente da dire. Ecco, dovremmo essere ormai aver metabolizzato l'idea che ci sono, che l'esperienza e la conoscenza non è propria di qualcuno che la deve spiegare agli altri. Questo nel mondo anglosassone viene chiamato l'approccio top down, no? In realtà la conoscenza e l'esperienza sono diffuse sul territorio. Peraltro le organizzazioni della società civile hanno delle loro competenze al suo interno. Ci sono molte persone che fanno parte di queste organizzazioni che in realtà hanno lavorato per decenni nella sanità, quindi sanno di cosa stanno parlando, e quindi avere un confronto alla pari sarebbe stato necessario, invece di calare come al solito le decisioni dall'alto come già prese e non più questionabili. Allora intanto c'è la vignetta che ci manda in claro ogni giorno. De nuovo taglia la sanità povera, che la porti subito al pronto soccorso. Questo non è male. Leggo solo alcune delle mail e poi dopo do lo spazio a chi è in linea. Allora, finalmente si parla degli operatori di Roiano. Adesso i bambini che prima venivano aiutati a Roiano ora faranno logopedia a San Giacomo, fisioterapia a San Giovanni e le medicine a Roiano. Poi dice il signor Luca: spero che la prossima tornata elettorale venga vinta dalla sinistra, non ne posso più di sentire i loro no a tutto, gli auguro di vincere e di essere messi di fronte ad una cosa che non sanno fare, cioè costruire. Sentiamo la telefonata, poi eventualmente magari commentiamo. Buongiorno. Pronto, buongiorno, sono in linea, mi sentite? Sì, buongiorno. Buongiorno, saluto a lei Bosatti, alla redazione, alle ospiti e tutti quanti i telespettatori di Tele4. Prego. Io voglio un po' portare un punto di riflessione alla ospite sui programmi del suo partito inerente a introdurre a Trieste la velocità massima di 30 km all'ora. Allora, per parlare di questo, Bologna è stata la prima città in Italia che ha introdotto questo vincolo di 30 km all'ora. Allora, i risultati sono questi. Uno, patenti stanno perdendo punti a tutta forza perché prendono multe perché vanno a 39 km all'ora. Cioè, io vado a 39 km all'ora e mi prendo una multa, in quanto la città è letteralmente infestata, come Trieste, di telecamere. Secondo, è venuto fuori uno studio, proprio in virtù di questa prova di 30 km all'ora a Bologna, in cui si è scoperto che andare a 30 km all'ora non riduce l'inquinamento, ma anzi lo aumenta. Invece la velocità ottimale è a 50 km all'ora.
Allora, la domanda è questa: è mai possibile che dovete introdurre sempre, diciamo, delle cose nuove che non vanno mai a interesse del cittadino? Sono sempre cose che fondamentalmente, una volta che uno ne approfondisce, risultano palesemente bislacche. Grazie, buongiorno. Prego. No, mi spiace dover contraddire su molte cose il telespettatore, perché punto primo non è vero, e ci sono anche degli studi che hanno, c'è un articolo recente, adesso magari vi invierò anche i link se vorrete diffonderli, di Al Volante, che non è propriamente una rivista ambientalista direi, che dice che è vero che andando a 30 km all'ora si riducono le emissioni, perché lo studio a cui fa riferimento il signore parla di situazioni in pista, quindi senza accelerazioni e frenate. Al momento la velocità media nelle città è già inferiore ai 30 km all'ora e questo ce lo dicono i dati dei navigatori satellitari, quindi non è una fantasia. Quello che cambiano sono gli stop and go, le accelerazioni e le frenate che aumentano di molto i consumi e quindi aumentano di molto l'inquinamento. Noi non facciamo proposte che vadano contro la cittadinanza, tutt'altro, noi vogliamo fare proposte che vadano a favore della cittadinanza, perché un altro degli effetti, sono molti effetti di quello che viene chiamata città 30, che non è appunto abbassare, allora viene detto fare cassa, fare multe, non è proprio questo. In realtà anche a Bologna, per quanto riguarda Bologna, ci sono stati 6 mesi per far sì che la città si adegui in cui non venivano fatte nessune multe, quindi forse ci sarebbe da conoscere un po' meglio la realtà di Bologna. Non solo, ma anche adesso è stato più volte detto che verrà usata più moral suasion da parte della polizia municipale che non diciamo la leva della contravvenzione in questa prima fase prima di adattarsi. La città 30 però ha degli effetti molto, molto tangibili, che è il motivo per cui viene introdotta in sempre più città a livello europeo e italiano. In primis la riduzione del numero degli incidenti con conseguenze mortali o con lesioni molto gravi appunto permanenti. E su questo il Friuli Venezia Giulia se la passa molto male. Ieri di piazza a Ring ha affermato che le statistiche degli incidenti non valgono niente, che sono inventate, allora chiudiamo l'Istat, vabbè, cioè non è proprio una bella cosa da sentir dire dal primo cittadino, perché il dibattito, tanto più su questioni così delicate e importanti, dovrebbe invece svolgersi sulla base di dati oggettivi e concreti e non sulla base del sentito dire o dei discorsi da autobus. L'Istat dice che nel Friuli Venezia Giulia tra il 2020 e il 2021 c'è stato un più 75% di vittime di incidenti stradali. E uno dice, vabbè, nel 2020 c'era il Covid, eravamo tutti fermi, però l'aumento a livello nazionale è stato solo del 20%, quindi noi abbiamo avuto un aumento molto più elevato del resto d'Italia. Ma non solo, se guardiamo periodi più ampi, ad esempio dal 2010 al 2021, quindi 10 anni, l'aumento delle persone a piedi decedute, quindi parliamo di persone morte, è passato dal 10% al 12%, che non è assolutamente poco. Cioè, se noi immaginiamo che su 100 incidenti muoiano 12 persone invece di 10, è veramente un numero molto grande e lo stiamo vivendo quotidianamente. Solo ieri o l'altro ieri è stata investita un'altra persona in piedi in Viale D'Annunzio, dove era stata uccisa una persona solo quest'autunno. La nostra città è fortemente insicura dal punto di vista della pedonalità, ma non solo, perché in realtà abbassare la velocità aiuta tutti, perché ci sono anche incidenti con scooter, con motorini, con moto che provocano enormi danni. E se proprio non vogliamo farne una questione umana, quindi di danni umani, c'è anche una questione economica, perché solo nel 2021 i danni degli incidenti stradali solo nel Friuli Venezia Giulia cioè delle conseguenze degli incidenti stradali sono stati 350 milioni di euro. Cioè con 350 milioni di euro io penso che si potevano fare tante belle cose che non appunto mettere delle toppe su dei danni che comunque al di là del loro valore economico hanno delle conseguenze inaccettabili da un punto di vista umano.
ridurre la velocità ha senso per due ragioni. Uno, è ridurla nei centri urbani. Uno, la maggior parte degli incidenti avviene nei centri urbani. Due, la principale causa degli incidenti e della gravità delle conseguenze degli incidenti è la velocità. Quindi ridurla aiuta a ridurre le cause degli incidenti. Ma non è neanche solo una questione di questo, si tratta proprio di vivibilità degli spazi urbani, perché ridurre la velocità a 30 km all'ora vuol dire anche avere sia meno inquinamento che meno rumore, che avere degli spazi stradali più gradevoli. Ad esempio, una delle cose che dice spesso l'amministrazione a Trieste: non si possono installare dossi se il limite di velocità è 50. Benissimo, se noi facessimo che tutta la città ha un limite 30, tranne gli assi di scorrimento principali, ovviamente non metteremo a 30 via Carducci, ma anche su via Carducci bisogna fare un ragionamento molto serio, perché moltissimi incidenti avvengono lì, quindi bisogna ragionare ad esempio su togliere la prima, seconda, doppia, terza e quarta fila irregolare, perché c'è anche un'incentivazione della sosta irregolare da parte dell'amministrazione, che decide di non sanzionare e di non disincentivare la sosta irregolare. Quindi bisogna sicuramente andare a intervenire su quell'aspetto, bisogna intervenire su una riduzione delle corsie, però nelle altre aree della città, cioè al di fuori degli assi portanti, a quel punto posso fare delle trasformazioni della sede stradale che vadano a creare una città per cui non è possibile sostanzialmente superare i 30 km all'ora, perché come dicevamo non basta il cartello, lo vediamo quotidianamente appunto perché i cartelli, già il limite 50 viene superato, proprio perché se noi mettiamo il limite 50 ma costruiamo un'autostrada a 20 corsie, è ovvio che l'automobilista è incentivato a correre. Se invece restringiamo l'asse stradale, creiamo dei dossi, delle platee rialzate, degli attraversamenti a raso che anche diminuiscono le barriere architettoniche, quindi ci portano verso una città più inclusiva. Questo non vuol dire fare una guerra agli automobilisti, perché sono proprio i dati che ci dicono che in realtà non cambia nulla. C'è su un tragitto di 4 km, si parla di poche decine di aumento di tempo di percorrenza. Proprio a Bologna hanno fatto recentemente un test con 2 auto, l'ultimo giorno in cui si poteva andare ancora a 50, diciamo, nelle strade, perché ricordiamo anche a Bologna gli assi, gli assi ad alta percorrenza sono rimasti col limite a 50. Hanno fatto questo test con 2 auto che hanno fatto un tragitto di 4 km, una rispettando il limite di 30 e una invece facendo questi stop and go a 50, le 2 auto sono arrivate insieme. Cioè la velocità media è già quella. Quello che si risparmia è soldi, anche economici per chi guida un'automobile, molti costi umani ed economici degli incidenti stradali e tanto anche prevenzione delle malattie cardiorespiratorie dovute all'inquinamento. È una città più vivibile per tutte e tutti, compresa chi magari è un portatore di handicap o ha delle difficoltà nella mobilità. Quindi quello che noi vogliamo dire è: ribaltiamo il concetto di mobilità, ricordiamoci che dal codice della strada, tanti dicono la strada è delle auto. Non è vero. La strada, dal codice della strada, dice che la strada è la definizione proprio di strada dall'articolo 2 del codice della strada è quello spazio destinato alla circolazione di pedoni, mezzi e animali. Quindi la strada non è delle auto, e questo è un cambio di prospettiva che tutti dovremmo fare per vivere in modo migliore nelle nostre città. Quindi è un'opportunità grande di cambiamento e di vita migliore per tutte e tutti. Allora, sentiamo la telefonata che è in linea. Chiedo a chi è in linea di essere breve perché... Sì, anche pronto? Qui... Buongiorno, prego. Buongiorno, sono Silvia. Buongiorno, signora. Allora, tutto questo che ha detto la signora lo condivido al 100%. E inoltre volevo aggiungere questo. Il discorso che i ricchi, quelli che hanno soldi, possono andare in privato, eccetera, non è giusto, perché se uno paga le tasse è giusto che abbia accesso a tutti i servizi, una buona assistenza sanitaria, che non ci siano più queste liste orribili. Non c'è una persona, che io non senta dire ecco ste vol che faccio, devo andare in privato perché ecco ste vol che faccio. Ecco, questo è il leitmotiv che gira a Trieste, perché io sono a Trieste. È una cosa veramente indecente. Mai come adesso, e voglio sottolineare che la destra, Fedriga, è al governo della regione 7 anni. Quindi
Smettiamola di parlare del passato, perché ormai abbiamo un presente tragico e un futuro, io lo vedo ancora più tragico, con questi tagli continui, meno che per loro, per i politici e per i manager. Lì il reddito va sempre più su. Okay. Mi chiedo, ma la gente che va a pagare, ma come farà? Perché non si può in eterno andare sempre in privato, no, non è possibile. Ora, per me, per quello che mi riguarda, il signor Illy ha diritto di avere un'assistenza perché paga le tasse, le paga anche alte perché in base al reddito, quindi ha diritto ad avere la stessa assistenza che ho io, senza nessun problema, senza nessun pregiudizio né niente. Tutti paghiamo le tasse e abbiamo diritto ad essere assistiti e a studiare e compagnia bella. Okay. Ecco, io condivido la signora al 100%. Grazie signora, chiedo scusa se ho un po' ristretto perché abbiamo pochi minuti per un breve commento. Sono d'accordissimo con quello che dicevo prima, appunto la scelta di andare nel pubblico non deve essere una scelta a ribasso, bisogna che tutti abbiano le stesse opportunità, anche per non ghettizzare, cioè non è che sembra che stia diventando che la sanità pubblica è quella dei poveri. No, non dovrebbe essere così, appunto. La sanità pubblica in Italia è sempre stata anche un'eccellenza, no? E dovremmo cercare di andare a mantenerla e potenziarla ancora di più e non andare nell'altra direzione. Quindi sicuramente concordo che appunto tutte e tutti dovremmo avere il diritto di accedere alla sanità, che deve essere di altissima qualità. C'era un dato che mi ero dimenticata di citare riguardo alla popolarità della città Trenta, sì? Che un sondaggio a livello italiano di U-Trend, quindi anche qua non di un'associazione ambientalista, invece afferma che il 51% della popolazione italiana è favorevole alla città Trenta e il 9% non lo sa, quindi c'è solo il 40% che non è al momento favorevole, e questo peraltro è un sondaggio fatto a livello ipotetico. Ad esempio ci sono delle città in cui è stato introdotto a livello europeo che il primo anno che è stata introdotta questa misura c'era l'80% dei contrari, dopo un anno la prospettiva si è completamente invertita, un po' come le zone pedonali, no? Cioè sì, una volta noi parcheggiavamo in Piazza Unità, non io, ma io ho fatto il tempo a parcheggiare si parcheggiava in Piazza Unità, si percorreva via Torino o via San Nicolò. Sì. E adesso sarebbe impensabile per noi pensare di tornare indietro. La stessa cosa succederà con Città Trenta, che peraltro è una direzione che in ogni caso prenderemo perché ci sono anche tutta una serie di normative europee che stanno andando in quella direzione. Se posso chiudere con un po' di appuntamenti. Consigliere, rapidamente. Sì. Perché sennò... Allora, ci vediamo tra poco alla conferenza stampa del Comitato Nuovo Via, che peraltro si può seguire sui social del Comitato. È un momento molto caldo per la campagna Nuovo Via, appunto grazie all'accesso agli atti che è stato fatto dal consigliere Russo, che ha portato dei documenti che in realtà erano stati senza dubbio omessi dall'amministrazione e che invece confermano tutto quello che era stato detto dai comitati. Domani c'è il premio Lucchetta e un ultimo pensiero: ieri era l'8° anniversario della morte del rapimento di Giulio Regeni, e un pensiero appunto a Giulio, e siamo felici che finalmente si vada nella direzione di vedere finalmente un processo e vedere questa luce alla fine del tunnel. Quindi... Grazie alla consigliera Giulia Bassolino per essere stata con noi, buona giornata e buon lavoro. Grazie, buona giornata a tutte e a tutti. Andiamo in pubblicità e poi cambiamo ospite. Allora, seconda ospite di questa giornata di Trieste in diretta, è con noi l'assessore comunale alla sicurezza Caterina De Gavardo, che ringrazio per essere tornata appunto nei nostri studi. Grazie a voi per l'invito. Una giornata tutta al femminile oggi. Oggi è una giornata tutta femminile, sì, tra l'altro siamo anche molto contenti, per dire la verità. Cominciamo parlando di una serie di riconoscimenti, insomma, che sono arrivati al lavoro della Polizia Locale di Trieste, che sono stati, credo, comunicati il giorno della festa del patrono. Sì, il 20 gennaio era San Sebastiano, il protettore della Polizia Locale, e in quell'occasione la Polizia Locale di Trieste, assieme a tutte le altre polizie locali del Friuli Venezia Giulia, ha partecipato a una celebrazione a Sacile, durante la quale sono stati premiati degli agenti della Polizia Locale che si sono distinti
distinti per operazioni di rilievo. Ci sono stati 5 premiati con l'encomio semplice e volevo metterlo in evidenza anche 2 agenti, 2 operatori che si sono distinti e sono stati premiati con un encomio solenne. È un premio di grande rilevanza che va in qualche modo a sottolineare la grandissima professionalità che questi 2 agenti, e anche se vogliamo la freddezza, la competenza che questi 2 agenti hanno dimostrato durante un'operazione. Hanno intercettato 2 persone durante una lite, una persona giovane e un anziano, uno straniero e un anziano. Si sono resi conto che lo straniero stava alzando le mani, diciamo così, e dopo aver prestato i primi soccorsi all'anziano hanno rincorso lo straniero che, visti gli operatori della polizia locale, si era dato alla fuga, chiamando anche nel contempo ovviamente dei rinforzi. Si tratta tra l'altro di 2 agenti neoassunti all'ultima tornata di assunzioni che quindi con grandissima freddezza hanno gestito la situazione, rincorrendo poi anche con il supporto di altri colleghi questo giovane che si era dato alla fuga e che per limitare la loro corsa aveva rubato in un cantiere una trave di legno e gliel'aveva scaraventata addosso, per cui insomma una situazione non semplice. Sono riusciti a bloccare la persona e per questa operazione e a consegnarla alla legge. Per questa operazione sono stati premiati con un encomio solenne da parte della polizia locale regionale, cioè a livello regionale. Allora, c'è una telefonata, sentiamo. Buongiorno. Buongiorno. Prego. Io volevo fare una segnalazione. Io abito in via Risorta, vicino al portone dove è l'osteria da Libero. Sì. La famosa vecchia osteria. Hanno fatto dei lavori a Cegas. Mercoledì hanno asfaltato il pezzo di strada che è davanti al portone. Ieri sono passata, non c'era posteggiata la macchina, sono scivolata. L'asfalto è ghiaia nera. Non è asfalto. Passi sopra col piede e scivoli perché c'è la ghiaia. L'asfalto è asfaltato mercoledì, mercoledì, ieri era giovedì, l'asfalto è ghiaia. Segnaleremo all'assessore competente, perché che non sono io, ma è l'assessore all'urbanistica, questa situazione. Perché non è possibile, asfaltato mercoledì e ieri già era questo asfalto è formato in ghiaia. Ok. E ci sono turisti che vengono anche in questa osteria, che in questo adesso è il ristorante, ci sono tanti turisti che vengono. Hanno asfaltato la via Guerazzi, che è strada chiusa, la via Risorta fa schifo, perché letteralmente ci sono buche, ci sono i cubetti là di porpido che escono da sotto, e quando hanno fatto la via Fornace hanno asfaltato, che è strada chiusa, che non è passaggio. Ok, va bene. Perché anche la via Guerazzi è strada quando cieco. Abbiamo segnalato, grazie della segnalazione, anche qui la gente faccia anche attenzione a questo punto se passa da quelle parti, e poi credo che l'assessore De Gavardo trasmetterà sicuramente all'assessore competente. all'assessore di competenza. Chiedo scusa. Allora, la appassiona, assessore, questo discorso sul limite urbano dei 30 km/h, che impegnerebbe parecchio i vigili? Ma io credo che in certe zone della città già non sia possibile andare più di 30 km/h. Mi viene in mente Roiano, con una zona che io conosco bene, e sinceramente lì, limite o non limite, la vedo un po' difficile superare i 30 km/h. Trieste ha scelto di dedicare a questo limite i borghi carsici e zone dove evidentemente non ci sono passaggi di mezzi di soccorso o mezzi pesanti, e è chiaro che in queste zone qua, come ad esempio i borghi carsici, il primo esperimento è stato fatto a Villa Carsia, e dopo mi sembra di capire che dopo una resistenza iniziale ci sia anche una certa apprezzamento da parte del territorio nei confronti di questa misura, ha un buon successo. L'idea è quello di allargarlo a zone tipo Villa Carsia, quindi zone dove evidentemente non passa l'ambulanza, per capirci, o gli autobus, e in questo caso qua credo sia una buona idea. Allargarlo a tutta la città credo sia, se lo facciamo
per il discorso ecologico o ambientale credo sia controproducente, perché per andare a 30 all'ora sei in continuazione a frenare, accelerare, credo non abbia molto senso. C'è un telespettatore anche che dice che il discorso è fondamentalmente politico, insomma, grazie, cioè, in seguito anche ad un intervento di Salvini, virgolette, contro il sindaco di Bologna, ma insomma ho riassunto. Non è una materia in realtà che riguarda il mio assessorato questo, perché queste decisioni Sì. Le prende un altro assessore. La polizia locale si dovrebbe eventualmente occupare di garantire il rispetto dei limiti, ecco, diciamola così, però francamente io credo che ogni situazione, cioè mettere una regola a priori soprattutto, credo che non abbia molto senso. Credo che ogni situazione vada analizzata in modo a sé stante. In alcune zone del Carso sicuramente è opportuno, in altre zone della città lo vedo una forzatura che obiettivamente non ha molto senso. Allora, lei sta tra l'altro in questi giorni, come dire, compiendo tutta una serie di visite, chiamiamole così, ai distretti della polizia locale per avere un'idea ancora più chiara del territorio, perché è anche vero che pur essendo il territorio triestino non amplissimo, però desumo che appunto ci siano delle differenze dal punto di vista del controllo e del monitoraggio del territorio, e dal punto di vista del lavoro della polizia locale è un territorio ampissimo. Però differente. Prego? Differente, con delle... Non saprei definirlo differente, e l'approccio forse alla polizia locale è differente a seconda delle zone del territorio su cui si va a operare. È vero, sto facendo un secondo giro dei distretti della polizia locale. Avevo fatto un primo giro per capire come era organizzata sul territorio la polizia locale quando mi sono insediata quest'estate. Lo sto rifacendo. Ieri ad esempio sono andata in visita al distretto di Via Giulia, che è il distretto che ha sede all'interno del giardino pubblico e che è forse quello più storico della polizia locale. Mi sembra che abbia 100 anni di vita quel distretto, ed è un punto di riferimento fondamentale del centro città. Mi raccontavano ieri che ricevono un numero infinito di segnalazioni anche di persone che proprio si presentano, bussano e entrano. In quel caso lì, nel caso del distretto di Via Giulia, il contatto umano con gli operatori del distretto è fondamentale. Ci sono altre zone della città invece in cui per fare qualche segnalazione la cittadinanza preferisce mandare ad esempio delle mail. Non è il caso del distretto di Via Giulia, che è un distretto che copre la parte centrale della città, arriva fino a Barcola, si spinge fino a San Giovanni, quindi tutta l'area centrale, e fa grandi monitoraggi della città, evidentemente anche a piedi. Ieri ad esempio ho avuto la possibilità di fare un po' di controlli con le pattuglie appiedate sia in via Battisti che in viale 20 settembre, e ho visto l'approccio al territorio che hanno gli operatori e anche l'approccio del territorio nei confronti degli operatori. C'è, devo dire la verità, grandissima collaborazione e comprensione e sensibilità nei confronti di chi lavora da tutte e due le parti. C'è una telefonata, sentiamo, poi rispondiamo probabilmente dopo la pubblicità. Buongiorno. Buongiorno, mi scusi, io volevo solo fare una domanda. Sì. Una volta si chiamavano vigili urbani, no? Sì. Adesso è polizia municipale. Locale. No, polizia locale, mi scusi. Però guarda, adesso l'assessore parlava che erano pattuglie a piedi. Io giro a Trieste, ma volevo proprio dire questo, non vedo nessuno a piedi. No, una volta erano a piedi, poi erano con lo scooter, poi con la moto, poi a piedi. Adesso si vede ogni tanto passare una macchina, no? Perché una volta il vigile urbano aiutava la vecchietta a passare la strada, segnalava dove era il buco. Adesso non esiste più, non esiste niente, tutto è tutto lasciato andare. Questa è la bella. Poi erano anche i carabinieri che giravano pattuglie di qua. Quando era il lockdown erano giorno e notte che camminavano dappertutto. Non si vede un vigile a piedi.
Dove sono? Vorrei sapere dove sono. Mi scusi, Assessore. No, io le rispondo volentieri, però... Grazie. Perché una volta il vigile urbano è chiaro. Se la risposta è rapida ce la facciamo anche prima della... Facciamo la pubblicità e poi rispondo volentieri perché vorrei spiegare bene l'attività della Polizia Locale. Perfetto, allora andiamo in pubblicità e poi torniamo con la risposta. Allora, dovevamo rispondere alla telefonata di prima che insomma lamentava una minor presenza, diciamo così, delle pattuglie a piedi della polizia locale sul territorio. Premetto che da quando sono assessore vedo polizia locale ovunque, ma sarà un po' di deformazione professionale. In ogni caso, le pattuglie a piedi ci sono, e, anzi in particolare c'è un nucleo della polizia locale che si chiama Nucleo Operativo Territoriale, che spesso si muove a piedi nelle vie del centro. Questo è presente in particolare da qualche mese, perché da qualche mese le forze della polizia locale sono aumentate in modo sensibile. Nel 2023 sono stati fatti dei concorsi, sono entrati un centinaio di nuovi agenti, ci sono stati però dei pensionamenti, delle persone che hanno deciso di non utilizzare l'arma e che quindi sono usciti, e oggi la polizia locale può contare un saldo positivo di più 60 unità, e questo dà la possibilità sicuramente di presidiare il territorio in modo diverso e anche forse più accurato in certe zone dove arrivare in macchina è impossibile. Faccio per esempio riferimento a alcune scalinate o alcuni giardini pubblici. Evidentemente lì è necessario essere presenti a piedi, ed è quello che noi cerchiamo di fare sempre, ogni giorno. Ancora un accenno all'evoluzione della figura del vigile urbano. È evidente che la società è cambiata e che anche il corpo della polizia locale in questi anni si è evoluto notevolmente. È organizzato in nuclei specialistici, quindi c'è sempre quella parte che si occupa di viabilità, di controllo delle strade, però poi ci sono tantissimi altri nuclei che fanno attività molto più particolari. Per esempio c'è il nucleo di polizia ambientale che si occupa ad esempio delle discariche abusive, c'è il nucleo di polizia commerciale che controlla con particolare attenzione le attività commerciali, c'è il nucleo di polizia giudiziaria che spesso opera in borghese e che si occupa di tutte quelle situazioni che in qualche modo riguardano reati e quindi hanno bisogno di un'attenzione diversa e particolare. Ecco, la polizia locale ha sicuramente avuto un'evoluzione in questi ultimi decenni e si sta preparando ad affrontare una società che obiettivamente, questo non possiamo nasconderci dietro a un dito, è cambiata e sta cambiando. Rimane però sempre un punto di riferimento importante per la cittadinanza, quindi invito a fermare gli agenti della polizia locale, indipendentemente se per fare una segnalazione riguardante un buco su una strada o qualche altro suggerimento che avete, ma fermateli, contattateli, sono sempre a vostra disposizione. Allora, dice qui la signora Marina, si vedono sempre anche a piedi, probabilmente il telespettatore che ha telefonato non li riconosce più con i giubbotti flu e i cappellini. Allora, I giubbotti arancioni sono quelli che hanno utilizzato i neoassunti per i primi mesi, e quindi era un po' per far capire alla cittadinanza che quelli erano i ragazzi nuovi. Adesso sono stati in qualche modo distribuiti sui vari corpi, sui vari nuclei della polizia locale, quindi hanno la divisa che hanno tutti. Abbiamo la prossima telefonata? Buongiorno. Pronto, buongiorno, mi sentite? Sì, buongiorno. Buongiorno, senta, io volevo intervenire, mi rifaccio un'affermazione fatta dal gentile assessore la volta prima che è apparsa su questa trasmissione, sì. Però volevo apportare un qualcosa in più perché ho ritenuto un bel intervento, quello che voglio dire integrativo su quello che ha affermato. Si riferiva esattamente ai nonni paletta. Allora, l'assessore, diciamo giustamente, ha elogiato l'importanza del nonno paletta.
Ora io vorrei aggiungere che questi sono fonti Eurostat, d'accordo? Che ogni anno in Europa scompaiono 20.000 bambini, di cui 10.000 solo in Italia. Ecco, io configurerei, oltre a quello che che è stato affermato dall'assessore inerente Nonno Paletta, possiamo definirli come il primo presidio della sicurezza sul territorio nei confronti dei nostri figli? Grazie, buongiorno. Ok, buona domanda. È una domanda un po' impegnativa. Io mi auguro che ci siano tanti presidi sul territorio per i nostri figli, e ai miei figli in particolare dico sempre di rivolgersi a una persona in divisa qualunque problema loro ravvisino quando girano da soli in città. I nonni Paletta sicuramente hanno una funzione sociale importantissima, sono un punto di riferimento per i genitori, ma quello che secondo me è importante è che i nonni Paletta, ma in realtà il loro nome sarebbe nonni vigili, aiutano questi bambini a crescere. A volte noi genitori, e io per prima, siamo molto preoccupati, forse un po' ansiosi nei loro confronti. I nonni Paletta danno la possibilità ai bambini di raggiungere un po' per volta un'autonomia anche nella gestione degli attraversamenti, del raggiungimento della scuola, che sembra banale ma non lo è. Per cui hanno un'importanza sociale, sono d'esempio, e ancora una volta, se posso, colgo l'occasione per ringraziare tutti quei 50 nonni e nonne vigili che ogni anno danno una mano importantissima fuori dalle scuole cittadine. Quando non ci sono loro interviene molto spesso una pattuglia della polizia locale, però capite bene che alleviano tantissimo i compiti della polizia locale in quelle ore di mattina attorno alle 7:30, 8:30, e nelle ore di uscita attorno alle 3:45, 4:30, e sono fondamentali e di grandissima utilità. Ho avuto anche la possibilità di conoscere qualcuno personalmente e conoscono i nomi dei bambini, conoscono i nomi delle mamme, sanno i gusti del gelato che prendono alle 4 quando finiscono scuola. Insomma, si creano dei rapporti anche umani molto belli e molto importanti. Allora, il signor Claudio Visentini le fa i complimenti, dice che assieme al comandante Milocchi, con il suo lavoro e quello del comandante Milocchi, la sicurezza di noi cittadini sia in buone mani. L'ho letto male, chiedo scusa. Grazie. Allora, c'è un'altra telefonata. Pronto? Buongiorno. Buongiorno, sono Franco Lega da Udine. Eccolo. Buongiorno a loro signori, ai triestini e anche ai friulani. Priorità per la dottoressa Alavagardo. Sì, in Germania giorni fa, una settimana, 10 giorni fa, hanno espulso tanti extracomunitari perché non avevano il documento. Qui li accettiamo tranquillamente. Arrivano in Slovenia che hanno i documenti, detto dalla vostra televisione. E allora, perché noi quando passano il confine non pretendiamo che abbiano il documento? Dobbiamo fargli la verginità. E quanto ci costa questo in tempo e in tutti i documenti, eccetera, eccetera? Possibile che non si metta in piazza Trieste chi non ha i documenti? Via, subito. E la seconda al dottor Bosacci. Sì. L'altro giorno, dottor Bosacci, lei mi ha detto che se fosse lui non potrei telefonare e avere questo modo di esprimermi, no? Ma se fosse lui, intanto la sanità andrebbe bene, le ferrovie in orario, e non sarebbero i femminicidi, perché lui sarebbe senz'altro contento se fai una cosa a uno, praticamente gli fai all'altro, all'omicida, non fare agli altri quello che non vorresti fatto a te. Quindi se uno ammazza bisogna ammazzarlo, non si può star lì ad aspettare che cosa, non si può. Ecco, se fosse lui non avrei neanche motivo di fare le telefonate, perché andrebbe tutto bene. Grazie e mandi. Prego. Non va tutto bene, sono d'accordo con il telespettatore.
però questi sono temi di ordine e sicurezza pubblica che vengono seguiti in primis dalla prefettura e dalla questura, e come ho detto tante altre volte la polizia locale supporta, aiuta, fa da spalla, però si tratta di decisioni che vengono prese su tavoli diversi. Personalmente credo che la presenza degli migranti irregolari sul territorio triestino sia eccessiva, e credo che l'unica soluzione, visto che non si possono più fare i respingimenti in Slovenia perché una sentenza del Tribunale di Roma ha dichiarato illegale il respingimento in Slovenia, siano i trasferimenti. Questa è la mia posizione sul tema, e come ho già avuto modo di dire più volte su ogni tavolo in cui verrò chiamata, quando parleremo di ordine pubblico, porterò questa che mi sembra essere anche la posizione principale della città di Trieste su questo argomento. C'è una telefonata ancora, buongiorno. Buongiorno dottor Bosazzi, a lei e alla sua ospite. Volevo fare semplicemente un'osservazione. Quando fate la pubblicità su Ring, il dottor Avarino dice le bollette che aumentano. Allora, lo stesso periodo di quest'anno, novembre-dicembre 2023, mi è arrivata la bolletta di 70,05 € con un consumo inferiore di 20 kW. La bolletta invece che mi è arrivata l'anno scorso era di 168 €. Quindi dica al dottor Avarino che le bollette stanno diminuendo, e non dire tutti i vostri problemi, il carrello della spesa mezzo vuoto. Stanno diminuendo anche certi generi alimentari. Le bollette le ho visto sulla mia pelle 100 € di meno con 20 kW, che poi adesso il kilowatt è circa a 6-7 €, quindi proprio una cifra irrisoria era della corrente. Okay. E dopo volevo dire una cosa: perché nessuno ricorda che oggi è la riesumazione del corpo della nostra Liliana? Capito la domanda, signora, mi scusi. Oggi, almeno così è stato detto dalla procura, viene riesumato il corpo della signora Liliana Resinovic. Nessuno ne parla. Credo che non sia la riesumazione del corpo, ma oggi viene conferito l'incarico che poi porterà probabilmente alla riesumazione del corpo. Credo sia questo oggi. Allora ho sbagliato. No, per l'amor di Dio. Insomma. Perché avevo sentito... No, ma credo che ce ne occuperemo comunque, secondo quanto ho captato con un servizio ce ne occupiamo comunque. Credo sia l'incarico per questa nuova perizia. Perché su tutte le TV stanno parlando di questo caso già da un bel po', sinceramente. Noi che siamo proprio dentro, quasi nessuno ne parla. Insomma, non è propriamente così, insomma, anzi ne parliamo spesso anche noi, insomma. Andiamo in pubblicità. Ad ogni modo. Bianca, bello. Allora, non so se abbiamo ancora una telefonata. Pronto? Sì, pronto, buongiorno a voi. Ah, prego. Buongiorno a voi. Ecco, volevo dire, l'altro giorno, all'assessora, che l'altro giorno ho telefonato alla polizia urbana per un fatto stradale, cioè sulla via Cantù, all'inizio di via Cantù, ogni anno quando piove viene giù dai muri l'acqua, che poi dovrebbe incanalarsi in un piccolo canale che è sempre sporco, e invece che incanalarsi nel canale va a finire in strada, e ogni anno arrivano i vigili, arriva la Cegate e buttano del sale. E invece che andare a vedere il problema alla base di tutto questo, perché basta pulire la canaletta. In ogni caso ho telefonato alla polizia stradale, alla polizia urbana, la quale mi ha detto, quello di turno mi ha detto di
di fare delle foto, di scrivere un'email, una cosa all'altra, e poi mi sono un po' arrabbiato, ho detto ma scusi, poi il signore doveva essere pugliese oltretutto, lasciamo stare il discorso del pugliese, dico, se uno non ha un computer, se uno non ha la possibilità di comunicare in via telematica, cosa fa? Allora mi sono arrabbiato e ho detto, ma mi scusi, no, non è nostra competenza. Ma come non è vostra competenza? La strada è di vostra competenza, poi basta con questa burocrazia. Io le ho fatto una segnalazione e su quella lei deve prendere nota e andare a vedere. Se poi io ho sbagliato una cosa o l'altra, mi faccia la multa e mi faccia che vuole, ma non mi obblighi a fare delle segnalazioni che non ho la possibilità di averle. Io sì le ho, però non tutti le hanno. Allora dico all'assessore, se è possibile che questi vigili, che i vigili prendano le segnalazioni senza andare avanti con questa burocrazia mi mandi un fax, mi mandi qua, mi mandi là, e non va bene. Okay. E un'altra cosa e finisco, volevo dire cosa servono, come prima abbiamo detto che a Roma hanno detto che i migranti non possono venire restituiti alla Slovenia, mi domando allora cosa servono tutta la polizia, niente, perché logicamente vengono giù da Caresana, da San Dorligo, che si sa, lì non c'è nessuno. Ai confini vecchi ci sono tutti che non servono a niente. Mi dica lei cosa serve questa polizia qui a Trieste. Se a Roma ha detto di perfetto. Sono i confini. Ok, prego. Allora, sono due argomenti diversi. Per quanto concerne le segnalazioni, ovviamente si possono fare anche al telefono e la sala operativa della polizia locale è H24, per cui telefonate tranquillamente. Nel caso specifico, probabilmente la polizia locale, come anche lei tra l'altro ha detto, è intervenuta e ha cercato di tamponare il discorso attraverso la Cegas mettendo del sale. Immagino che sia stata una giornata particolarmente fredda e quindi il timore era quello che si ghiacciasse la strada. Poi però probabilmente le hanno chiesto anche di mandare qualche foto, perché di tutti questi argomenti di manutenzione delle strade evidentemente non si occupa la polizia locale, ma si occupa l'assessorato all'urbanistica, e avrebbero mandato con un po' di pezzi d'appoggio all'urbanistica la segnalazione. In ogni caso farò presente che non tutti possono farlo, però mi dia la possibilità di ricordare invece la mail, perché per chi può farlo la mail della polizia locale a cui fare le segnalazioni è polizialocale@comune.trieste.it, e tendenzialmente rispondiamo a tutte le segnalazioni che arrivano, così come rispondiamo a tutte le segnalazioni che i cittadini hanno piacere di pubblicare, per esempio sul giornale di Trieste. Credo che sia fondamentale il colloquio e il confronto costante con la cittadinanza, per cui chiamate alla sala operativa o scrivete una mail se avete qualche dato in più da mettere in evidenza o qualche fotografia. Per quanto concerne invece i controlli al confine, si tratta di controlli evidentemente che non dipendono dalla polizia locale e dalla città di Trieste, ma decisi dal Ministero e gestiti dalle forze dell'ordine. Credo che siano comunque un segnale. Si potrebbe fare di più? Probabilmente sì, si potrebbero monitorare meglio anche i confini piccoli, si potrebbero monitorare meglio anche i boschi, però credo che già questo sia un bel segnale e in qualche modo un deterrente a chi utilizzava l'immigrazione irregolare anche per far cassa attraverso il traffico di esseri umani. Credo ci sia una telefonata, leggo soltanto una mail. A fronte di errate comunicazioni segnalo che i kilowatt sono la potenza disponibile in rete, ma i consumi si misurano in kilowattora e su questo si paga, non sui kilowatt. Questa è una cosa un po' complicata, sì. Però è vero, è assolutamente vero, confermo, però anch'io ho qualche difficoltà a capire questa differenza. Allora, dunque, no, questa la leggo poi un attimo perché devo capirla un attimo io. Un signore dice se per caso ci sono i dati relativi alle sanzioni combinate nel 2023 per deiezioni canine. Credo di sì.
Credo di sì. In realtà di questo argomento si occupa un nucleo della polizia locale che si chiama Guardie Ambientali, che sono 3-4 persone e che ovviamente devono tenere sotto controllo tutta la città, quindi non possiamo pensare che siano ogni giorno ovunque. Però i dati sicuramente ci sono e sono estrapolabili. Questo delle deiezioni canine purtroppo è un problema ricorrente, fastidioso, molto fastidioso. Credo che il tema, al di là della multa, sia un tema di educazione civica, prima di tutto, anche perché nella cacca del cane può incappare anche una mamma con un passeggino o una persona non vedente e sarebbe doppiamente spiacevole come incidente. Io ho visto, chiedo scusa se la interrompo, Assessore, io lo dico sempre perché è una cosa di una civiltà, in questo caso esemplare. Vicino a dove abito io, abita una signora non vedente che spesso esce accompagnata dal cane guida, e io ho visto un giorno questa signora che raccoglieva la popò del suo cane guida e la depositava dove doveva essere depositata. Ora, qualcuno se c'è una persona che avrebbe potuto anche essere giustificata, tra virgolette, certo. Invece questa signora è un esempio è impeccabile. un esempio di civiltà enorme, e ogni volta che posso lo sottolineo. A me è capitato recentemente di vedere una persona che faceva fare i bisogni al cane e non raccoglieva, e francamente ve lo dico, ho fermato la persona e le ho detto: forse ti sei dimenticato, sicuramente ti sarai dimenticato di raccogliere la cacca del tuo cane. No, ripeto, quella immagine l'ho ancora in mente come esempio appunto di alto senso civile. Non capisco se c'è una telefonata. Pronto? Sì, pronto? Ah, buongiorno, pronto? Prego. Buongiorno, no, niente, quello del cane è veramente giusto di pulire, perché ieri sono passato in una via, tra via 30 ottobre e coso, io era proprio in mezzo al marciapiedi, no? È una porcheria, proprio da prendere quel padrone là, fargliela mangiare, ecco qua. Una, e dopo di tutto volevo fare una segnalazione alla carissima signora, che in via di Roiano ci sono 2 posti di macchina, solo che forse un quarto di macchina starebbe un pochettino fuori, appena, no? Che là 2 posti portate via, è peccato. Ma dove? In che via? Ancora una roba che vi chiedo, no? Questi extracomunitari, io non ce l'ho con l'extracomunitario, per carità, anzi, no? Io ieri sono andato a fare un giro per il molo davanti al palazzo della prefettura, Piazza Unità. Era 3/4 di loro, tutti vestiti per bene, con telefonino, scarpe, che io non mi posso neanche permettermi di comprare quella roba là. Allora, dal momento che le diamo tutta questa roba qua, perché non le mettiamo a lavorare, pulire le strade e tutto quanto? Almeno diciamo sì, le abbiamo dato qualche cosa, ma almeno collaborano anche loro. Ecco, qua io la ringrazio tanto. L'assessore voleva chiedere, che è coccolissima. Sì, l'assessore voleva chiedere in che punto di Roiano c'è quel problema dei parcheggi che lei aveva segnalato. In via di Roiano, vicino alle strisce pedonali, okay. Ma potrebbe stare una macchina di là e una macchina dall'altra parte. Passano i vigili urbani e fanno la multa. Ok, va bene. Grazie per le segnalazioni. Ieri avrei dovuto fare un giro con il distretto di Via Giulia, che è competente anche a Roiano, ma ho preferito seguire le pattuglie appiedate in Via Battisti, che è una zona abbastanza, diciamo così, movimentata, e Viale 20 Settembre, dove purtroppo abbiamo dovuto fare delle rimozioni perché c'era un cantiere e delle macchine avevano dimenticato di spostarsi, e quindi non sono riuscita a passare a Roiano, però è mia intenzione sicuramente una delle prossime settimane fare anche personalmente lo faccio sempre perché vivo in quella zona, però personalmente con la pattuglia un giro a Roiano, perché so che anche lì per esempio il tema delle deiezioni canine è frequente, so che ci sono stati anche alcuni atti vandalici a delle macchine, e so che il tema parcheggi è un tema molto molto sentito. Allora, vedo che il nostro Bernardo Gulotta è in università
e lo capisco perché ho letto diciamo così, il comunicato, ed è insieme a Beppe Severnini, quindi io cedo la linea a Bernardo Gulotta. Sì, io lo vedo, non so se il collegamento è pronto perché... Sono tanti gli studenti oggi in quest'aula magna, lei ha in qualche modo li ha invitati anche, almeno con 5 motivi per non stare a casa e per venire qui. Quali sono questi motivi? Guardi, se la telecamera riesce a inquadrarli sono qua, vede? Andar via ti ispira, ti sfida, ti rende tollerante, ti rende consapevole, ti rende speciale. Sono stato abbastanza sintetico? Abbastanza, sì. Questa generazione sta vivendo tante situazioni anche di cui molti si interessano, che molti non capiscono. C'è una sorta di paura di fondo anche da parte magari di ventenni, diciannovenni, di dire oggi vado via di casa, ma fuori cosa affronto? Allora, bisogna stare attenti perché la mia generazione dovevano legarci per non farci andare via. Io da quando ho 18 anni ho la Vespa, in motocicletta, a fare gli studi in Inghilterra, in corriere, a piedi, pur di andare via qualunque cosa. Difficilmente vedo 3 ragazzi di 20 anni prendere 3 Vespe e partirsene per Budapest o per Varsavia come noi facevamo, veramente. Ecco, questo quindi è un atteggiamento diverso. Ho la sensazione che bisogna domandare ai genitori, spesso il vero freno sono i genitori, sono come un'ancora. Su una nave le ancore sono importanti, giusto? Però se non la tiri su, la nave non si muove. Ecco, molti ragazzi sono delle navi con un'ancora confortevole che si chiama famiglia, sono i genitori che devono, si chiama nudging, vuol dire spingere dolcemente, un calcetto così spirituale nel sedere per dire ragazzi muoversi. Le faccio un'ultima domanda, in questo caso da collega. Molti di questi ragazzi magari hanno anche intrapreso un percorso giornalistico, perché no? E magari all'estero hanno modo di approfondirlo, sebbene ci siano tutte le difficoltà del caso, soprattutto date dalla cultura e dalla lingua. C'è però, secondo lei, una continua spinta verso questa professione oggigiorno, oppure un po' frenata anche da una crisi dell'editoria che sappiamo essere importante? È un po' frenata inevitabilmente perché è cambiato il mercato in tutto il mondo, cioè in rete c'è moltissima cose gratuite, forse è questo che stiamo dicendo, prima o poi si troverà un pezzettino in rete e non costerà nulla, però voi state lavorando, chi tiene la telecamera, chi si è preparato le domande, allora questo moltiplicato per tante volte è la situazione dell'editoria, c'è così tanto gratuito che bisogna essere molto bravi e molto efficaci, ci sono meno soldi e quindi io capisco che i ragazzi siano preoccupati, non c'è dubbio che se uno diciamo sa dire 3 cose però le sa dire anche in inglese intanto ne dice 6 e se le dice in sloveno sono 9 e se le dice in tedesco sono 12 e via dicendo. Grazie mille, grazie. Tanto è stato... Ok. Nell'anno del centenario? Chi è? Ah no, allora, già che siamo in pausa telefonica, Assessore, è un discorso, no, c'è una telefonata, ma mi riservo il discorso magari verso la fine, ci prendiamo un paio di minuti. Buongiorno. Buongiorno, grazie di darmi la possibilità. Volevo segnalare all'Assessore che io abito a Scala Santa e avevo già segnalato con una mail alla Polizia Urbana se potevano intervenire perché praticamente dove c'è l'asilo nuovo, venendo giù da Scala Santa, prima c'era uno specchio, adesso è stato tolto e non è stato rimesso, ma chi viene da Scala Santa si trova l'autobus proprio sull'angolo che ostruisce la vista, poi deve stare attento perché la gente attraversa e non vede chi sta arrivando. Per di più adesso è molto comodo e tanti vengono contro mano. Secondo me sarebbe una cosa da poter fare. Ringrazio. Ok, grazie al telespettatore. Non so ovviamente come mai è stato tolto e comunque una segnalazione che riguarda anche qui l'assessorato all'urbanistica che riporterò sicuramente. Allora, dicevamo che c'è una telefonata? No. Allora, è un discorso che delle volte torna alla ribalta quando si parla di sicurezza, delle volte magari se ne parla meno, ed è quello della videosorveglianza. È un discorso poi tra l'altro che negli ultimi anni, voglio dire, è stato anche in qualche modo
implementato per certi versi con l'installazione delle telecamere sugli autobus di Trieste Trasporti. È un discorso poi che, come dire, qualunque amante dei gialli contemporanei sa che la prima cosa che si chiedono, che chiedono durante le indagini è: avete le immagini delle telecamere di sicurezza, eccetera. Com'è la questione per quanto riguarda Trieste? Beh, nel caso per esempio di Liliana Resinovic, di cui parlavamo prima, la videosorveglianza è molto importante. La situazione a Trieste dal punto di vista della videosorveglianza è buona. Citava lei prima Trieste Trasporti, e questo non c'entra nulla con la polizia locale, con le mie competenze, però ricordo a tutta la cittadinanza che tutti gli autobus della Trieste Trasporti sono dotati di dashcam, che è il nome tecnico per indicare le telecamere degli autobus, frontali, laterali e interne. Chiaro che questo dà una panoramica incredibile sulla vita della città. La città, il Comune di Trieste, ha attualmente operative più di 120 telecamere, un buon sistema di videosorveglianza, ci sono poi un discreto numero di lettori targhe posizionati su tutte le vie di ingresso e di uscita dalla città. I lettori targhe sono strumenti particolarmente importanti che danno la possibilità di recuperare in caso di fughe le macchine, il posizionamento e le direttrici in cui queste macchine poi prendono la via dell'allontanamento dal punto dove si è commesso il reato. Faccio un accenno a una cosa molto recente: stiamo valutando come polizia locale di introdurre anche altri sistemi quali i droni e le bodycam. In questi giorni sto facendo un giro in tutte le circoscrizioni per fare una chiacchierata sul nuovo regolamento di videosorveglianza del Comune di Trieste, che semplicemente recepisce la normativa di tutela della privacy europea. Però in questo nuovo regolamento apriamo anche a nuovi sistemi, a nuovi strumenti di videosorveglianza, quali le bodycam e i droni. Per quanto riguarda le bodycam, sono delle telecamere che la gente indossa. E stiamo facendo... La gente è l'apostrofo. La gente, l'operatore, ecco, indossa. Stiamo facendo sperimentazioni con più fornitori per capire qual è la telecamera, la bodycam più utile all'attività della nostra polizia locale, perché è chiaro che ogni forza dell'ordine, ogni operatore e ogni situazione territoriale richiede delle caratteristiche tecniche diverse. Stiamo facendo una sperimentazione per capire quali sono i dettagli tecnici che più in qualche modo potrebbero essere utili alla nostra attività, e poi molto probabilmente procederemo all'acquisto in modo tale da dotare la polizia locale di anche bodycam. Per quanto concerne il drone, siamo in uno stato ancora più avanzato di analisi. I recenti fatti di cronaca e anche gli incendi della scorsa estate ci hanno fatto valutare di acquistare un drone termico in grado anche di rilevare la temperatura del terreno, ad esempio, e stiamo per concludere un contratto con un fornitore che darà anche la possibilità che ci dà la possibilità di istruire anche 6 operatori, perché avere queste strumentazioni particolarmente sofisticate e poi non saperle usare è un peccato, per cui noi abbiamo ritenuto opportuno formare anche 6 operatori all'utilizzo del drone, che sarà per esempio nel caso di indagini legate al patrimonio ambientale, discariche abusive, molto molto utile. Allora, c'è ancora delle mail che non abbiamo letto. Dice: volevo segnalare una situazione di controllo dei documenti al confine. Questo certamente è una segnalazione. Non viene fatto in maniera sistematica, in maniera saltuaria, cosa che in altre nazioni viene fatta sistematicamente, dice il signor Maurizio, visto di persona. C'è un'altra vignetta di Englaro, stavolta sui droni. Oddio. Allora, ne mancava solo le multe, ciapate al volo, orco drone, dice il...
Ma l'ha fatta al volo adesso, dopo che... L'ha fatta al volo, è una velocità pazzesca. Oggi addirittura 2, e devo dire la verità, una più divertente dell'altra. Complimenti. Potevo conoscerlo anche prima o dopo. Allora, abbiamo una telefonata, sentiamo, buongiorno. Sì, buongiorno. Pronto? Pronto? Prego. Mi sente? Sì, sì. Ecco, sì, buongiorno ad entrambi. Dottoressa De Gavardo, voglio fare i miei complimenti per il suo... Mi chiamo Dario, chiedo scusa. Per il suo garbo televisivo con cui si propone a noi cittadini, posso solo complimentarmene. Grazie. Spero continui a restare così. Io volevo chiedere una cortesia. Io ho scritto in data 18 dicembre alla Polizia Locale e alla sezione dell'edilizia un parere sulle condizioni tecnico-igienico-sanitarie di un cantiere che è presente qua del mio condominio. Il mio era un parere, chiaramente, non è una denuncia. Io però, nonostante il sollecito fatto una settimana fa circa, non ho avuto più nessuna risposta. Allora, se lascia un contatto, una mail o un numero di telefono a Tele4, poi ci aggiorniamo noi e le faccio sapere. Guardi, io ho scritto a Tele4, il dottor Bosazzi, chiedo scusa, la può depennare e le spedisco tutto direttamente sulla mail di lavoro, le mie 2 richieste che sono una dietro l'altra. Ah, ma questa del... ho capito, lei si chiama Dario? Sì, confermo. Ah, ok, quindi ora se ho letto... Abbiamo già la mail? Abbiamo già la mail, sì, poi penso che le manderà anche sulla sua mail. Perfetto, allora ci aggiorniamo privatamente. I dati. Non ho letto la mail del signor Dario perché c'era una cosa che non riuscivo a capire e appunto forse è meglio... Sì, e la seconda cosa, annualmente nel periodo estivo ci sono dei disturbi fonici a oltre 100 metri di distanza da casa mia che mi impongono la chiusura delle finestre. Ho sollecitato non so quante volte il centralino della polizia locale, tranne il primo intervento che è stato fatto in ora serale molto tarda, per cui non rilevabile, poi io non ho avuto più nessun riscontro, se per cortesia può... Di che zona parliamo? Di che zona San parliamo? Luigi. San Luigi, ho capito bene. Ok. Sì, San Luigi. Vi ringrazio a tutti e due, complimenti per la trasmissione, ma soprattutto per il garbo dell'assessore che è unico. Ok, grazie. Sarà contento, insomma. Certo, i complimenti fanno sempre piacere. Ok. Vediamo, speriamo che telefoni ancora qualcuno, no? Così passa una bellissima giornata oggi. Quindi passa il weekend felice. Allora, andiamo a vedere ancora altre mail che per un motivo o per l'altro non sono riuscito a leggere. C'è una risposta al signor Franco da Udine: se ci fosse lui andrebbe come l'ultima volta, miseria e violenza. Un caro saluto all'assessore Ava Gardner, come l'ha chiamata il nostro amico di Udine, ma insomma vabbè, uno che non è di Trieste, insomma si può anche... come dire, si può perdonare. Assolutamente. Ancora una mail: sono a segnalare per l'ennesima volta la pericolosità dell'attraversamento pedonale in via San Pasquale dalla scuola alla via dell'Eremo per l'eccessiva velocità di alcuni motociclisti e automobilisti. Quindi questo è via San Pasquale, è quella sopra San Luigi. Sopra San Luigi. Là mi confondo un pochettino, anche se lì abitano, è la zona in cui abitano i miei zii, che fra l'altro saluto perché non riesco ad andarli a trovare e quindi faccio un uso improprio del mezzo pubblico. Abbiamo ancora una telefonata, prego chi è in linea di essere breve, così riusciamo a rispondere in tempo. Buongiorno. Dottor Bosazzi, buongiorno a lei e alla sua ospite, sono Fulvio. Okay. Allora, vorrei fare giusto 2 domande veloci. Uno, abbiamo dei siti pericolosi che vanno dall'inceneritore fino alle SIOT. Ci dovrebbe essere un programma di sicurezza, chiamiamolo così, in caso di disastro, e abbiamo una centrale nucleare a pochi chilometri in linea d'aria. Ci dovrebbe essere un programma di intervento per i cittadini, cosa devono fare. Okay. Un'altra cosa, come responsabilità personale anche dell'assessore, perché è pubblico ufficiale, non controllano le leggi
della legge di bilancio 2014 l'articolo 190 e l'articolo 205 della legge di bilancio 2017 cosa si può fare e cosa non si può fare in Portofranco Nord, detto Porto Vecchio. È responsabilità personale, non è quello ha detto, quell'altro ha pensato, quel terzo ha giudicato. No, è responsabilità personale. Non abbiamo un sistema di sicurezza in caso di disastro o nucleare oppure che salta per aria, inceneritore, c'è la Linde, c'è i depositi costieri. Non sappiamo e penso neanche lei, dottor Bosazzi, in caso di disastro non sa cosa fare. No, in caso di disastro nucleare credo che... È un obbligo di legge. E un altro obbligo di legge è rispettare le leggi del territorio libero di Trieste. Grazie e una buona giornata. Accidenti, dopo sta roba dei disastri nucleari, buona giornata, vabbè, uno ci pensa. Le aziende che in qualche modo possono essere da questo punto di vista pericolose redigono dei piani di emergenza in collaborazione con la prefettura. Cioè, questi temi sono tenuti sotto controllo dalla prefettura. Per quanto riguarda il Porto Vecchio, io mi allaccio come tema, ma spazio su un altro piano e dico che il Comune di Trieste sta facendo grandissimi lavori in Porto Vecchio. Tra poco riaprirà la direttrice che collega Bovedo, esatto, Bovedo a Piazza Libertà. Sarà nuovamente percorribile da tutti e dai runner che ne sentono molto la mancanza. E gli investimenti su Porto Vecchio sono enormi. Tra poco parte il viale monumentale e il bosco urbano. Credo che alla fine dei lavori i cittadini saranno molto contenti ed orgogliosi di vivere anche quella parte della città che fino adesso era preclusa e che pochi avevano la possibilità di vedere e di conoscere. Per cui sarà un rione in più che la polizia locale presiderà in modo adeguato. Grazie all'assessore comunale alla sicurezza Caterina De Gabardo per essere stata con noi. Grazie a voi. Ci vediamo poi, possiamo anche annunciarlo, insomma ci vedremo anche a partire da giovedì 1 febbraio, se non mi sbaglio, per approfondire proprio il lavoro della polizia locale, questo prima del telegiornale delle 13:20. Grazie ai telespettatori, grazie a quelli che hanno telefonato, grazie a quelli che hanno scritto. Noi ci vediamo domani con Sveglia Trieste alle 7, come sempre. Poi vediamo se mi ricordo. 13 la diretta prima del telegiornale, 13:20 il telegiornale, 18 Trieste in diretta, 18:30 Trieste d'Arte, 19:30 telegiornale, 21 Ring. 20:30 replica del telegiornale. Accidenti, questa me la vede che tutto quanto non sapevo. Grazie a tutti, buona giornata. Buona giornata a tutti, grazie. È vero già?